Buongiorno, buongiorno e bentrovati come sempre a Sveglia Trieste, rassegna stampa, ci collegheremo con la sala operativa della Polizia Locale, poi avremo gli ospiti con noi Massimo Codarin del gruppo misto del Consiglio Comunale di Trieste e Antonella Grimm in seguito di Italia Viva. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata il CEO del gruppo Ferretti, qui una nuova Costa Azzurra, tema legato alle yacht di lusso. L'abbiamo visto invece su Tele4 2 giorni fa, la motonave Audace in servizio sulla linea Trieste-Grado, la nuova nata del gruppo dell'armatore Pierfilippo Vidali. Lavoro più povero in regione, faticano giovani e donne, crescono occupazione e prezzi, ma calano gli stipendi. Cottarelli, a rischio i risparmi. Via della Giosorgente, vandali e furti allarmano gli esercenti, poi ancora bancarotta Liché, 5 anni e 8 mesi all'ex amministratore, Trenitalia riattiva la terza freccia in direzione Milano, poi il resoconto della festa del 2 giugno nel segno dell'unità. In tour sulle tracce di Zeno Cosini fino al 10 giugno, passeggiando nel tardo pomeriggio per le strade del centro, potreste sentire echeggiare le pagine della coscienza di Zeno e incontrare uno dei personaggi sveviani che si muove immerso nella suggezione dei luoghi evocati dal romanzo. Scienze, le speranze riposte nei nuovi vaccini e poi invece in Slovenia l'altolà dei giudici all'uccisione di Orsi disposta dal governo sloveno. Più lavoro, meno soldi, sale il tasso di occupazione ma i nuovi posti sono per le categorie sottopagate. Palazzo Koch, gli interventi governativi hanno sostenuto i nuclei con redditi inferiori. La relazione annuale di Banca d'Italia, incrementi azzerati. Nel 2022 il reddito delle famiglie è aumentato del 6,2% ma solo sulla carta perché l'inflazione ha annullato l'incremento e anzi ha ridotto il potere di acquisto dell'1,2%. Spese in crescita. Nonostante il calo del reddito, la spesa delle famiglie è cresciuta del 4,6%, attingendo ai risparmi accumulati durante la pandemia. Mi verrebbe da aggiungere per chi li ha. Poveri più colpiti, l'inflazione ha penalizzato di più le famiglie più povere, il loro carrello della spesa è rincarato del 17,9%, mentre quello per i più ricchi solo del 9,9%. In valore assoluto Banca Italia calcola che gli stipendi sono calati dell'1,3%. L'inflazione si abbatte sui più poveri, i prezzi saliti del 17,9% l'anno scorso, sui beni acquistati dai ricchi l'aumento, come detto, è più debole. Quindi, dice Giuliano Barrestieri, il boom dell'occupazione rilevato dall'Istat nasconde una triste verità. Il lavoro cresce perché costa poco ed è sottopagato. Peggio, la domanda di lavoratori da parte delle imprese è rivolta quasi esclusivamente verso personale non qualificato. La ricerca di impieghi per profili più strutturati è di fatto ancillare, abbastanza per capire come mai la crescita del PIL passi quasi inosservata tra i lavoratori. In Italia c'è un problema di redistribuzione della ricchezza e questo insomma lo sappiamo bene. L'intervista a Nicolas Schmidt, commissario europeo, i salari aumentino con l'inflazione sia la settimana di 4 giorni. Il commissario europeo e i lavoratori non possono essere le vittime dei rincari. Salario minimo nei paesi in cui è stato introdotto ha avuto effetti positivi, ma è una scelta che spetta ai singoli governi. Retribuzioni, gli stipendi bassi stanno creando un circolo vizioso e incidono sulla crisi demografica. Innovazione, l'intelligenza artificiale cambierà il modo di lavorare, ma non credo, dice, che danneggerà l'occupazione. Vediamo quello che dice poi sui lavoratori nello specifico. Le persone, quelle con compensi più modesti, hanno perso potere d'acquisto. Dove esistono i salari minimi, questi tengono il passo dell'inflazione. E ciò avviene in alcuni paesi come in Francia, dove c'è un sistema di indicizzazione. Servono anche accordi collettivi dignitosi che seguano l'aumento dei prezzi. In alcuni casi serve anche compensare le famiglie meno abbienti, aiutandole a far fronte ai bisogni fondamentali come energia e cibo. E quindi insomma si tratta di una posizione chiaramente a favore del salario minimo. Che idea si è fatta la proposta di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni? Non sta a me ai governi sviluppare tali iniziative, sono le parti sociali, ma a me sembra
Un'ottima idea, molte aziende la applicano già in Europa e nel Regno Unito. Uno studio dell'Università di Oxford mostra che laddove si applicano i 4 giorni il numero delle assenze diminuisce, l'atmosfera in azienda migliora, la produttività aumenta. Le sfide dell'economia in Friuli, Venezia, Giulia. In regione reddito zero per 15.000 residenti, giovani più poveri, stipendi calati dell'8%. Cresce la difficoltà dei lavoratori a stare al passo con l'inflazione, le donne dichiarano in media 10.000 euro in meno degli uomini. La situazione più critica riguarda le fasce meno anziane, gli under 25 percepiscono meno di 8.000 euro l'anno. I compensi dei cittadini stranieri sono mediamente più bassi di 7.500 euro rispetto ai nati in Italia, 17.000 contro 24.000 euro. Andiamo allora a vedere il servizio anche del nostro Bernardo Gulotta sul lavoro femminile, nello specifico nella scheda che ha realizzato nella giornata, nel telegiornale di ieri, ricordandovi ovviamente che ci sarà il TG anche oggi e anche domani. In base alle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2022 riferite all'anno precedente, il reddito complessivo medio su un totale di 920.000 contribuenti in Friuli, Venezia e Giulia si attestava a 23.510 euro, 951 in più, ovvero il più 4,2%. Le donne dichiarano 10.000 euro in meno, come emerge dai dati in esclusiva del MEF elaborati dal ricercatore dell'IRES del Friuli, Venezia e Giulia Alessandro Russo, 18.494 euro contro 28.306 euro, oltre un terzo in meno. Rispetto alle dichiarazioni del 2021 che si riferivano al periodo della pandemia, inoltre, l'incremento è stato più accentuato per la componente maschile, più 4,5% contro il più 3,7%. La partecipazione femminile al mercato del lavoro è ancora inferiore a quella degli uomini, per minore tasso di occupazione e per maggiore diffusione degli impieghi a tempo parziale, e l'accesso alle posizioni apicali è molto più difficile. I contribuenti nella fascia tra 45 e 64 anni registrano il reddito medio complessivo più elevato, quasi 28.000 euro, superiore a quello degli over 62, 22.759 euro, e a quello dei 25-44 anni, 20.796 euro. La classe 45-64 anni, inoltre, presenta l'incremento più sostenuto, ovvero più 5%. I pochi under 25 che dichiarano un reddito ai fini IRPEF sono circa 41.000, il 4,5% del totale, totalizzano in media meno di 8.000 euro e sono gli unici a registrare una variazione negativa su base annua, meno 7,6%. A livello territoriale la provincia di Trieste presenta il valore più elevato, quasi 25.000 euro, seguita da Pordenone con 23.599 euro e l'aumento maggiore rispetto al 2021, ovvero più 4,9%, poi Udine 23.213 euro e infine Gorizia circa 22.000 euro annui. Bene, allora proseguiamo, poi il tema è: in Friuli Venezia Giulia le donne presentano un reddito complessivo inferiore di quasi 10.000 euro a quello degli uomini. Rispetto alle dichiarazioni presentate nel 2021 che si riferivano al periodo della pandemia, l'incremento è stato più accentuato per la componente maschile, 4,5 contro 3,7%. Strada in salita anche nelle posizioni apicali, la partecipazione femminile al mercato del lavoro è ancora inferiore a quella degli uomini, sia in termini di un minore tasso di occupazione sia di una maggiore diffusione degli impieghi a tempo parziale. L'accesso alle posizioni apicali è più difficile. Dice la docente di diritto del lavoro: sul divario di genere pesano pregiudizi e discriminazioni, dice Marina Brollo, che insegna diritto del lavoro all'Università di Udine. Andiamo ancora avanti. Cottarelli lancia l'allarme: rischio all'orizzonte e l'erosione dei risparmi. L'analisi dell'economista, l'aumento dei prezzi è normale in un paese con poche materie prime, ma il costo non è caduto in modo uguale sulle famiglie, colpo più duro per i lavoratori dipendenti. Banca Italia nota che le retribuzioni dei lavoratori dipendenti non stanno al passo con l'inflazione. L'aumento dei prezzi è inevitabile in un paese che importa materie prime, ma questo costo non è caduto in modo uguale su tutte le famiglie. I lavoratori dipendenti stanno subendo il colpo, gli autonomi soffrono meno perché scaricano di più l'aumento dei costi sui prezzi e così riescono a tenere. Si parla quindi di rischio erosione dei risparmi, non c'è dubbio, e l'erosione è già cominciata. Ricordo che i conti correnti sono remunerati a zero, l'anno scorso i depositi bancari sono stati erosi da un aumento dei prezzi pari all'11%. Questa perdita del potere d'acquisto
è la più grande patrimoniale della storia d'Italia. Lo Stato invece ci guadagna, da una parte il PIL è gonfiato dall'inflazione e il rapporto debito-PIL tiene, dall'altra i titoli di Stato sottoscritti anni fa vengono restituiti a valori che risultano ora ben diversi se rapportati all'aumento dell'inflazione. La flat tax è sbagliata, dice, perché è ingiusta, chi ha di più deve garantire di più alla spesa pubblica. L'evasione si batte smettendo di fare i condoni, mentre il governo anche con l'ultima legge di bilancio ne ha fatti. Stretta al reddito di cittadinanza, siamo un paese civile e una rete di protezione deve esserci per tutti. Insomma una situazione complicata. Come giudica il taglio del cuneo fiscale del governo? Sempre Cottarelli, economista e docente alla Cattolica di Milano, dice: è una misura assunta anche dai governi precedenti, ma i 4 miliardi di quest'anno sono più che altro la restituzione parziale del cosiddetto fiscal drag. Per quanto i redditi non siano aumentati di molto, una parte dei lavoratori li ha visti crescere passando da uno scaglione più alto e pagando di conseguenza più tasse. Il cuneo restituisce questa differenza. Ieri giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, le cerimonie a Trieste. Andiamo a vedere il servizio sulle celebrazioni della festa della Repubblica del nostro Bernardo Gulotta. Cerimonia dell'alzabandiera oggi 2 giugno in Piazza Unità per la Festa della Repubblica. Il canovaccio è il consueto, con la schiera delle autorità presenti sotto il palazzo della prefettura, l'ingresso delle forze armate e poi l'inno nazionale accompagnato dall'alzabandiera del tricolore e del vessillo rosso con alabarda della città di Trieste. 50 anni fa stavo sfilando con i lagunari 18x18, eravamo da un mese sul lago di Bracciano con i Parà e con i San Marco e si sfilava a quest'ora sui fori imperiali, momento indimenticabile, guarda mi vengono i brividi ancora, momento indimenticabile della vita, avevo 20 anni. Lo spirito è rimasto quello. La cornice attorno alla quale si è svolta oggi la breve celebrazione d'apertura era quella di una mattinata soleggiata, di una presenza di cittadini più che modesta e la presenza di numerosissimi turisti che fra un caffè nei bar del centro e i tanti scatti fotografici hanno corredato l'affollamento di Piazza Unità. Da parte delle autorità presenti il richiamo ai valori della Repubblica, specie rivolta ai giovani, in un momento nel quale l'appello all'unità nazionale è molto sentito, anche in virtù di ciò che accade nel mondo con i conflitti, i più vicini guardano ai Balcani e all'Ucraina, ma anche alle situazioni di difficoltà legate al maltempo, vedi l'Emilia Romagna, dove è molto forte il sentimento di una nazione unita nel volontariato evocata all'altruismo. Il sindaco di Piazza, su tutti, preme un tasto a lui caro, quello della patria. Dobbiamo portarli avanti specialmente verso i giovani, parliamo poco di patria, di famiglia, di lavoro, di rispetto, parliamo poco, dobbiamo parlarne di più, di patria soprattutto. Bene, così il sindaco di Piazza, poi dal quotidiano Il Piccolo anche le foto delle onoreficenze che sono state consegnate ieri. A destra in alto la consegna dell'onoreficenza di grande ufficiale del professor Gianfranco Sinagra, luminare della cardiologia e direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Asugi, e all'ex rettore dell'Università di Trieste, Francesco Peroni. Dalla cerimonia di Trieste richiamo alla coesione, nel messaggio inviato dal Colle e nell'intervento del prefetto Signoriello l'invito a unità e collaborazione. Di Piazza trasmettiamo i valori ai giovani. Insomma una giornata per ricordare i valori fondamentali della patria. Detto questo, in 200 sfilano in strada contro l'invio di armi a Kiev, la manifestazione che ha animato le vie del centro di Trieste ieri mattina, circa 200 persone in corteo per la festa della Repubblica governata dai No Pax, surrogato dalla festa delle Forze Armate. Il coordinamento No Green Pass e oltre torna a sfilare per le strade di Trieste per la pace, contro la guerra, la NATO, l'UE, l'invio delle armi agli ucraini. Andiamo a vedere il servizio. Stato nella brutalità del termine, autorità che ci vessa, ci propaganda le sue verità.
Alcune centinaia di persone oggi sono scese in strada, partendo da Piazza Volontari Giuliani per l'annunciato corteo per la pace, contro la NATO, l'Unione Europea, contro l'invio di armi ma a favore dei popoli oggetto delle atrocità della guerra. Quindi da questa bandiera dell'Unione Europea che non riconosciamo viene fuori una colomba di pace. I cori divulgati stamane erano ben chiari, l'avversità netta nei confronti del governo e delle scelte internazionali operate in tal senso, relative all'alleanza nord-atlantica, che impone anche all'Italia di tener fede al cardine statunitense che detta la linea europea. È importante perché il 2 giugno del 1946 ci siamo liberati della monarchia dei Savoia e adesso che ci ha portato in 2 guerre mondiali, adesso dobbiamo liberarci del governo Meloni e di tutti gli altri politicanti che ci stanno trascinando alla 3ª guerra mondiale. Parleranno ospiti importanti, tra cui una sopravvissuta alla strage di Odessa, del 2 maggio del 2014, e ci saranno i banchetti per le raccolte firme dei referendum contro la guerra e per la sanità pubblica. E questa è una data molto importante, una anche resistenza che fa parallele, c'è perché in Ucraina, in Donbass, partita da 2014, resistenza popolo di Donbass contro golpe nazifascista, quindi proprio così. Anche oggi è un anniversario, 9 anni di primo bombardamento forte da aerei ucraini, di governo ucraino di Lugansk, quindi proprio anniversario triste ma che si mostra che guerra è partita 2 giugno, possiamo dire che base è già forte, sanguinosa, è partito 2 giugno 2014. Il corteo, organizzato dal coordinamento No Green Pass ma anche da altre realtà che condividono valori affini, ha sfilato partendo da Piazza Volontari Giuliani, proseguendo per via Giulia, via Battisti, via Carducci, piazza Dalmazia, via Filzi, con arrivo in piazza Sant'Antonio. Proseguiamo, Mattarella è la Costituzione che ci guida e Meloni lancia il suo appello all'unità. Nel giorno delle celebrazioni del 2 giugno il Capo dello Stato riafferma i principi di solidarietà e uguaglianza e riceve al Quirinale anziani e disabili. La guerra, l'Italia si è schierata con l'Ucraina perché non prevalga il diritto del più forte. E soprattutto la celebrazione della Costituzione il 2 giugno, Sergio Mattarella, il Capo dello Stato, assiste alla tradizionale parata ai fori imperiali insieme alle alte cariche dello Stato, a cominciare dalla Premier Giorgia Meloni. Nel messaggio che rivolge alle forze armate parte proprio dalla Carta fondamentale della Repubblica, dicendo: i valori della scelta del 2 giugno 46 trasfusi nella Carta Costituzionale, di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole, protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Il Presidente porta la mano sul cuore mentre sfilano i decorati al valor militare, gli atleti paralimpici. Nel pomeriggio poi ha chiuso le celebrazioni ricevendo al Quirinale l'Associazione dei Disabili, degli Anziani, dei Fragili, un modo per ricordare che il 2 giugno non è solo una parata militare. La Premier alla parata per il 2 giugno dei patrioti, chi l'avrebbe mai detto? L'orgoglio dei centrodestra, nazione e sovranismo, le parole d'ordine. Il ritmo dei militari a passo di marcia in Asia all'insù, mentre le frecce tricolori passano sul cielo di Roma. Il Colosseo avvolto da una bandiera verde, bianca e rossa di 2000 metri quadrati e poi le altre cariche dello Stato sul palco. E la festa della nazione, della Repubblica, che viene, dice Federico Capurso, a confondersi con la gran cassa suonata fino all'alma dal partito di Giorgia Meloni. A dettare la linea, sempre più improntata al nazionalismo, la Premier stessa. Insomma, un commento su quello che è stato poi il discorso della Premier Giorgia Meloni. L'estate di Trenitalia aggiunge una freccia in corsa sui binari fra Trieste e Milano, con l'orario in vigore da lunedì 12 giugno, possibile partire dalle 17:45 dal capoluogo lombardo con arrivo alle 21:27. Scusate, possibile partire quindi da Milano alle 17:45 e arrivare a Trieste alle 21:27. Un altro tassello verso il ritorno alla normalità dopo gli stop decisi nel periodo della pandemia.
manca ancora una coppia di convogli sulla tratta, Udine resta a -2 rispetto al 2019. Per Roma viene confermato l'orario delle 6:42 con arrivo nelle capitale alle 12 e ritorno alle 16:30. Questi Frecciarossa insomma, che servono la nostra città con le città più grandi del paese, quindi tornano questi collegamenti più veloci. Porto merci in transito con permessi più veloci grazie a Sinfomar, piattaforma logistica, sia la bozza d'accordo per l'integrativo, il contratto integrativo aziendale. Andiamo a sentire la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità e il weekend. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego, ispettore capo Monica De Mola. La situazione al momento è tranquilla, anche se abbiamo un incidente con feriti in fase di rilievo, è accaduto qualche minuto prima delle 7, non dovrebbero esserci problemi di viabilità, siamo in via Giulia 90 con la pattuglia per il rilievo. Per quanto riguarda la giornata odierna e anche la giornata festiva di domani, non abbiamo in calendario nulla di particolare, visto il ponte non ci sono lavori e domani non sono neanche previste particolari manifestazioni, quindi speriamo che il tempo ci assista e che tutto vada come deve andare, insomma, non abbiamo nulla da segnalare di particolare. Va bene, grazie all'ispettore capo Monica De Mola, buona giornata. Altrettanto, buongiorno. Allora torniamo con la rassegna stampa. I turisti sfrattano gli universitari, sempre meno case in affitto agli studenti. Molti degli appartamenti un tempo locati a fuorisede sono stati convertiti dai proprietari in alloggi vacanza. Trieste non è Roma e Udine non è Milano, città universitarie dove l'esasperazione provocata dagli affitti ha innescato una serie di proteste. Eppure anche in Friuli Venezia Giulia gli studenti fuorisede denunciano non poche difficoltà nel trovare un posto letto. A pesare sulla scelta dei possessori di immobili e ovviamente la prospettiva di guadagni più alti, vista l'offerta limitata sul mercato privato, chi non rientra nelle graduatorie Ardis deve ripiegare su soluzioni più periferiche. Nell'ultimo anno, fa sapere il presidente regionale di FIAP Stefano Nursi, la disponibilità delle locazioni in regione è scesa del 13%, mentre il prezzo al metro quadro è salito in media del 7%. Facile trovare riscontro affacciandosi tra le bacheche di annunci fuori dai vari atenei, a seconda della distanza dal centro o dalla sede universitaria. I prezzi vanno da 200 euro per una stanza doppia fino a 350 per una singola, con leggere differenze tra le due città. Di fronte a prezzi sempre più alti, una soluzione può essere cercare un letto in una casa dello studente. Nell'ultimo anno l'Ardis ne ha banditi 1080, di cui 494 a Trieste e 514 a Udine. Insomma, c'è una situazione in cui evidentemente se si andrà verso un mercato sempre più turistico serviranno soluzioni diverse per gli studenti. L'aiuto offerto dalla Regione, 23 milioni per 5.500 giovani. Negli ultimi 6 anni il numero delle borse è aumentato da 4.929 a 5.649. La platea ampliata ai ragazzi che frequentano gli ITS. Il Friuli Venezia Giulia è tra le poche regioni a pagare le borse di studio a tutti gli studenti universitari che soddisfano i requisiti di reddito e merito. Solo nell'anno accademico in corso sono stati versati oltre 23 milioni a 5.536 studenti, cifra alle quali si sommano altri 403 mila euro per 113 studenti degli istituti tecnici. L'assessore regionale dell'Università Alessia Rosolen restituisce così i dati sul diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia. Situazione cambiata dopo il lockdown. Dopo tante ricerche sono andato al convitto. Le esperienze raccontate da 4 ragazzi impegnati negli atenei di Trieste e Udine tra spazi ristretti e tanti soldi da pagare. Davanti a molti atenei italiani gli studenti fuori sede hanno allestito
tende per protesta contro il caro affitti che pesa sulle tasche delle famiglie. Nelle scorse settimane anche l'Unione degli Universitari di Udine ha denunciato il costo sempre più alto delle stanze in locazione nella nostra regione, ma anche la mancanza di politiche abitative sostenibili e l'offerta non adeguata degli studentati. Filippo Avanzini, prezzi bassi, le proteste degli studenti non hanno interessato Trieste perché i prezzi delle stanze in affitto sono ancora contenuti, precisa Filippo Avanzini, presidente FIAIP provinciale. Si tratta di una città che fin prima del boom turistico ha sempre tenuto prezzi bassi. È chiaro che l'aumento della domanda sta comportando un rialzo dei canoni, il principale problema però rimane quello della disponibilità di immobili. Ho ucciso Giulia perché è stressato, la confessione, non avevo reale motivo per farlo, il difensore ha confidato di aver anche pensato al suicidio, così potrei togliere un peso a mio figlio di 8 anni. La storia appunto di cronaca che sta animando le pagine dei giornali in questi giorni. Andiamo avanti, prende fuoco un palazzo a Roma, un morto, 3 feriti gravi e 100 sfollati. L'incendio in uno stabile in ristrutturazione nella periferia della capitale. I testimoni abbiamo sentito un boato tremendo. L'inferno si è materializzato ieri poco dopo le 14 in un palazzo nel quartiere dei Colli Aniene alla periferia est di Roma. Gli orsi e la questione slovena. Orsi da battere in Slovenia, i giudici fermano il governo, il tribunale amministrativo ha bloccato la norma del governo che dava il via libera all'uccisione di 235 esemplari. Stop alla caccia all'orso in Slovenia, a partire dal 23 maggio il TAR ha sospeso l'esecuzione della decisione sull'abbattimento di 235 orsi quest'anno, emersa dal Ministero delle Risorse Naturali ad aprile. Una situazione che insomma allo stesso tempo l'associazione è convinta che i 235 orsi di quest'anno, i 220 l'anno scorso, i 200 l'anno prima, che sono già stati o saranno uccisi con il permesso dello Stato, non hanno messo in pericolo vite umane o danneggiato proprietà, ma riempito i portafogli insomma, del fronte turistico con quasi 1 milione di euro, dicono le associazioni come Alpe Adria Green. Il lupo è protetto, come detto la situazione in Slovenia è molto simile a quella che è accaduta in Trentino Alto Adige, dopo che l'orsa insomma, ha ucciso un escursionista il 5 marzo scorso. Andiamo ancora avanti, paure russe, nuova offensiva dei partigiani, colpita ancora a Belgorod, ora Mosca deve decidere se difendere i confini o le linee del fronte. Nella foto un gruppo di residenti di Shebykno, nella regione di Belgorod, in un rifugio per i bombardamenti. Abbattuti oltre 30 missili e droni su Kiev, raid anche su Kherson e Odessa. A Kiev gli allarmi antiaerei sono tornati a suonare per la 19ª volta in un mese. Le autorità ucraine accusano i russi di aver preso di mira la capitale con un massiccio raid notturno di missili e droni, provocando il ferimento di 2 civili, tra cui un bambino. L'Ucraina accusa inoltre le forze russe della morte di 2 civili nella regione di Kharkiv e altre 2 nella regione di Zaporizhia. Ma anche la Russia annuncia nuovi bombardamenti sul suo territorio. L'agenzia AFP riferisce che negli ultimi giorni migliaia di persone hanno lasciato le loro case nelle immediate vicinanze della frontiera con l'Ucraina a causa dell'intensificarsi dei raid. I separatisti sostengono che 3 civili sarebbero morti nella regione ucraina di Donetsk e il governatore dell'Oblast russa di Belgorod afferma che le forze ucraine avrebbero bombardato una zona di frontiera uccidendo 2 donne. Le schegge hanno colpito le auto che passavano, 2 donne che viaggiavano su una di esse sono morte sul posto a causa delle ferite riportate. Insomma, una situazione che si fa sempre più calda. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco.
Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, 7:34 del mattino. Andiamo a vedere anche la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia, che per il weekend non dà grandissime chance di bel tempo. Oggi sabato 3 giugno su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana variabile. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi, specie al pomeriggio e sulle zone interne. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, specie a Trieste, dove potrebbe essere anche sostenuta a tratti. Nel pomeriggio venti a regime di brezza. Sulla pianura temperature minime tra i 15 e i 18 gradi, massime sui 25-28 gradi. Sulla costa minime tra i 17 e i 20 gradi, massime tra i 23 e i 26 gradi. Domani, domenica 4 giugno, giornata un po' più instabile con cielo variabile su pianura e costa e prevalenza nuvoloso sulla zona montana. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi, specie al pomeriggio e sulle zone interne, con piogge anche abbondanti sui monti. Sulla costa venti a regime di brezza e probabile maggiore presenza di sole. Qualche temporale localmente potrà essere anche forte. Temperature minime sulla pianura tra i 14 e i 17 gradi, massime tra i 25 e i 27, sulla costa 16-19 le minime, 22-24 le massime. Non cambia granché, anzi se possibile peggiora lunedì 5 giugno, su pianura e costa nuvolosità variabile, sulla zona montana cielo da nuvoloso a coperto e saranno probabili rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, con piogge più abbondanti sulla zona montana. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte. Al mattino sulla costa possibile bora moderata, venti a regime di brezza in giornata, temperature in leggero calo in pianura 16-18 gradi le minime, 24-27 le massime, sulla costa 17-20 gradi le minime, 21-24 le massime, quindi una situazione che ci porta a temperature di nuovo fresche in questo inizio, diciamo così, di stagione estiva che insomma non esplode definitivamente. Andiamo a vedere invece la situazione dal quotidiano Il Piccolo e le altre notizie. Kosovo e Serbia, muro contro muro, Europa e Stati Uniti vanno in pressing. Linea dura di Curti, diplomazia del lavoro, gli inviati di Bruxelles e Washington attesi nelle due capitali. Un uomo solo al comando, un leader che da una parte suggerisce mosse che potrebbero portare un'immediata de-escalation, dall'altra rialza i toni e mette nuova carne al fuoco. Il premier del Kosovo, il destino della pericolosissima crisi che da più di una settimana investe il nord del paese a maggioranza serba, con proteste e anche gravi scontri in piazza. Il primo ministro di Pristina attacca ancora Belgrado, nuove elezioni solo dopo lo stop alle violenze. Il premier ha accusato il Parlamento di aver isolato il paese, alienando le simpatie degli alleati storici. Le pagine scientifiche del quotidiano Il Piccolo, il nostro cervello manda immagini condizionate da altre viste prima, studio della SISA pubblicato sul Journal of Neuroscience, l'autore Fornaciai ha effettuato esperimenti con volontari. Quello che percepiamo non è una copia fedele di ciò che arriva ai sensi, ma una rappresentazione del mondo esterno. È un trucco messo a punto per risparmiare risorse computazionali e nella maggior parte dei casi funziona. Vaccini personalizzati per combattere il tumore al pancreas, positivi ai primi test, insomma una scoperta molto importante. Dagli anni 90 sono il principale referente, dice Walter Bohm, laurea in scienze biologiche e ricercatore dell'OGS, dagli anni 90 sono il principale referente per lo sviluppo di un software per la tomografia su modelli 3D. Nel tempo libero poi parla delle sue passioni, insomma un'importante ricerca che nasce proprio qui a Trieste. Istria, Quarnero e Dalmazia, dal progetto fotovoltaico a quello antirifiuti, così Zagabria investe sulle isole green. In via di attuazione nella regione insulare della Croazia, che conta 128.000 residenti, una serie di progetti legati alla sostenibilità. L'isola di Veglia ha ottenuto la candidatura ad area Zero Waste, cercando di ridurre discariche e inceneritori. A Unie la situazione più avanzata, entro l'anno prossimo energia pulita a impatto zero. Vedete qui alcuni
porzioni di costa delle isole Quarnerine. Dicevamo i prezzi per quanto riguarda l'approvvigionamento elettrico sono più alti e quindi si arriva a questa soluzione che insomma potrà avere importanti effetti anche sull'ambiente. 3 giorni di regate chef stellati fra Rovigno, Pola e Fiume, la Prosecco Doc Maxion Cooking Star in Grand Brioni, che prevede una doppia competizione, 3 giorni di regate, partite ieri in programma fino a domani, affiancate al contest tra fornelli per la competizione tra chef stellati all'hotel di Brioni. Università Transform for Europe, studenti e docenti di 6 università estere a lezione di sostenibilità. Dal 5 al 9 giugno si incontreranno a Trieste 120 delegati del network nato nel 2020, in agenda workshop, tour guidati, convegni e concerti. L'obiettivo dell'alleanza è progettare strutture di governance comuni e servizi condivisi. A fare da filo conduttore dei numerosi appuntamenti sarà il tema dell'Europa transfrontaliera. Economia, la nautica vale oltre 3,6 miliardi, qui una nuova Costa Azzurra, per il cui si parla delle coste del Friuli Venezia Giulia. Parla Alberto Galassi, AD del gruppo Ferretti, yacht di lusso. L'Alto Adriatico da Trieste alla Croazia ha forti potenzialità. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group, la Ferrari degli yacht Made in Italy, ha appena lasciato l'Arsenale, dove il gruppo Barche di Lusso ha portato una flotta di 10 splendidi yacht e un'anteprima all'avvenistico Wall Willy 150. Insomma, una serie di nuove imbarcazioni che insomma, fanno bella mostra a Venezia in questo caso. L'Alto Adriatico dunque, la Costa Azzurra nasce come meta dei diportisti negli anni 50 e 60, l'Alto Adriatico e Venezia hanno delle potenzialità inespresse, ma non parlo dei mega yacht, non sono quelli che fanno la differenza. Se si riguarda a cosa succede davanti al Golfo di Trieste, alle spiagge di Lignano e Jesolo, ci sono tanti 20, 25, 30 metri, quello è un diportismo che potrebbe godere anche di Venezia. È un turismo molto bello e vale per l'Alto Adriatico, non solo per la costa dalmata della Slovenia e poi della Croazia. Made in Trieste, il vaporetto veneziano zero emissioni, in collaborazione fra l'università e la CTV. Ancora avanti, ostaggi del Brennero, la rabbia dei camionisti bloccati, siamo tutti in Europa, come mai gli austriaci fanno quello che vogliono. Si parla ovviamente della decisione austriaca di far passare, se non sbaglio, 500 tir l'ora, dopodiché quando si raggiunge questa soglia i camionisti vengono fermati al confine. È la maledizione del Brennero, collegamento chiave per l'economia fra il mare del nord e il Mediterraneo, da cui passa il 35% delle merci dell'intero arco alpino, 35 milioni di tonnellate su un totale di 157 milioni, ma allo stesso tempo terreno di scontro politico fra governi europei. Nell'area di sosta appunto sono stati intervistati i camionisti che chiaramente non ce la fanno più a sopportare questa situazione in cui vengono stoppati per limite massimo raggiunto di tir transitati ad ora imposto dal governo austriaco. Gli azionisti di Netflix contro i top manager, arriva il no alle maxi retribuzioni, nel mirino i CEO Sanders e Peters, gli autori dicono moderazione. Andiamo ancora avanti per arrivare alle cronache locali di Trieste. La situazione di Via della Sorgente, la vediamo qui, nuova via tra l'altro a passaggio pedonale. Furti, vandali, fiamme e degrado e allarme in Via della Sorgente, preoccupati esercenti e commercianti, l'inciviltà dilaga e cresce la sensazione di insicurezza. Qui anche una foto dell'ombrellone di Via della Sorgente dato alle fiamme.
lo sfogo, scritte sui muri, gente che si droga in strada, urina in pieno giorno sulle vetrine, non se ne può più, dicono i residenti e insomma in particolare la titolare della trattoria La Sorgente. L'assessore De Blasio: più controlli nell'immediato, poi arriveranno anche le telecamere pubbliche, e quindi promesso un rafforzamento della vigilanza e dunque nuove telecamere, posto che insomma il tema qua è capire se poi le telecamere determinano un vero effetto sicurezza, visto quanto capitato anche sugli autobus con l'accoltellamento del conducente, nonostante fosse più che noto il fatto che sono tappezzate di telecamere. Quindi serve anche qui un ragionamento. Bancarotta Liché, 5 anni e 8 mesi a Passaro, la sentenza del processo per il crack da 45 milioni. All'epoca dei fatti era amministratore del gruppo, assolti invece Giammello e Palermo, il fallimento dichiarato nel 2009. La holding aveva sede nella villa che fu proprietà di Hausbrandt in Viale Miramare. Il crack della holding Aliché da 45 milioni ha segnato il primo giro di boa sul piano penale. Il Tribunale di Trieste ha infatti emesso la sentenza. Andiamo ancora avanti. Prodotti contraffatti in porto, sequestro da 1 milione di euro da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. A Grignano il cigno è rimasto solo, non si sposterà molto lontano. Il 9 maggio scorso la femmina era stata ritrovata decapitata. L'ornitologo Skridel, possibile meta la zona della foce del Isonzo. Motonave audace dal 13 giugno sulla Trieste Grado, ne abbiamo parlato, abbiamo visto tra l'altro il servizio del Varo proprio nella giornata di giovedì, magari poi lo recuperiamo dai nostri archivi. Anzi, rientriamo un attimo in studio, se possibile, così andiamo intanto a vedere, se possibile, il servizio su Margherita Hack, sulla statua Margherita Hack, le precisazioni del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, e poi torniamo. Monumento Margherita Hack. Ieri il sindaco di Piazza aveva gettato acqua sul fuoco rispetto alle polemiche sorte nei giorni scorsi in Consiglio Comunale e non riguardo alla scelta di dedicare una statua all'astrofisica. Faremo anche la statua all'interno, faremo tutti insieme, decideremo. Su queste cose bisogna decidere tutti insieme, è inutile aver voglia di andare sui giornali solo per dire non va bene una cosa, non va bene quell'altra. Finiamola, no? Parole che lo stesso primo cittadino aveva pensato fossero chiare e poco equivocabili, parlando di un tributo interno a una delle scuole dell'istituto comprensivo già via commerciale, ora Margherita Hack. Ma il messaggio rimbalzato che vedrebbe il via libera a una statua da collocare in città trova oggi la correzione di Di Piazza, che aggiusta il tiro parlando di un busto da dedicare alla Hack dentro la scuola oggetto ieri dell'intitolazione. Non andiamo a pensare dunque a una statua stile D'Annunzio o Joyce da incontrare in giro per la città. Ho detto lavoriamo per fare abbiamo intitolato la scuola, all'interno della scuola metteremo un busto, non ho parlato di statue, ho parlato che all'interno della scuola che è stata intitolata a Margherita Hack metteremo anche un busto. Dentro la galassia. Questa è la precisazione del sindaco. Dicevamo della motonave audace, refresciamo nel frattempo la nostra scaletta. Dal 13 giugno sulla Trieste Grado, a bordo 200 posti, linea attiva fino al 12 settembre, spazio per 30 biciclette, partenze dal capoluogo regionale alle 8:15, 13:15 e 17:45. Dovremo avere nella nostra scaletta ora anche il servizio realizzato dal nostro Bernardo Gulotta sulla stessa nuova nave del gruppo Vidali Audace che lavorerà sulla Trieste Grado. Costruzione in tempi record per la nuova nave che il gruppo Vidali utilizzerà per la tratta estiva Trieste Grado via mare e che andrà a sostituire la motonave adriatica utilizzata nelle ultime 2 estati. La nave Audace è stata varata oggi a Casale sul Sile. L'armatore Pierfilippo Vidali presenta con orgoglio il nuovo mezzo descrivendone le caratteristiche e che, secondo le previsioni, potrà entrare in servizio il 13 giugno dopo i collaudi in calendario martedì 6 con gli enti preposti. È una motonave che trasporta 200 persone, ha la possibilità di avere 30 biciclette imbarcate,
monta 2 motori MAN da 1000 cavalli cada uno, velocità di crociera attorno ai 20 nodi e vabbè, la barca è nuova, la potete vedere, quindi insomma si mostra già da sola. La nuova nave ricalcherà il servizio già operativo negli ultimi anni, ovvero quello di trasportare bagnanti e turisti dal capoluogo regionale a Grado, chi verso l'isola d'Oro per passare una giornata di mare, chi verso Trieste per visitare la città. Da Trieste il servizio, almeno mi baso sui numeri dell'anno scorso e della stagione precedente, trasporta i triestini in spiaggia a Grado, quindi che passano la giornata al mare, mentre da Grado verso Trieste prettamente austriaci, quindi clientela austriaca che vuole visitare la città d'arte di Trieste. Ed è stato il fattore tempo uno degli elementi più importanti sottolineati dall'armatore e dal costruttore. Abbiamo iniziato a costruirla tra dicembre e gennaio, a ciclo continuo, abbiamo lavorato anche di notte. Oggi nel 2023, con la difficoltà che c'è nel reperire il personale, nel reperire le materie prime, dove una semplice macchina, una Fiat, ci vogliono 10 mesi di consegna per averla, noi abbiamo costruito una nave di 25 metri in 5 mesi. Non è l'imbarcazione più grande che abbiamo costruito, però riteniamo che sia la più importante perché appunto è stata costruita in tempi record e questo grazie soprattutto alla perizia di tutti i collaboratori Studioplast. Per un'imbarcazione di questo genere ci vuole almeno un anno. E noi l'abbiamo iniziata a dicembre, quindi in 6 mesi ce l'abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti di questo. Sì. Bene, allora proseguiamo con le altre notizie. USB attacca la Trieste Trasporti sul tema ferie, un argomento che riguarda 1700 lavoratori. Dopo 3 settimane concesse da tutte le sigle sindacali al consorzio TPL-FVG per dare una risposta definitiva sul tema, è arrivata la doccia fredda con la notizia che il tavolo previsto inizialmente per il 1° giugno è stato rinviato a data da destinarsi. A detta del sindacato di via Ponziana, dietro il rinvio ci sono un CDA in scadenza, voci di un corridoio che parlano di riassetti societari che arrivano a Friuli e Riva, un conflitto aperto tra organizzazioni sindacali in cui USB non è coinvolta ma che ritiene assolutamente pretestuoso. Conclude il sindacato: ormai risulta evidente che TPL-FVG è un contenitore vuoto incapace di tenere assieme le pulsioni delle eterogenee consorziate. Andiamo ancora avanti. GIT e Costruzioni Isonzo assolti dall'accusa di furto della sabbia all'isola d'Oro. In 4 erano finiti a processo perché accusati anche di reati sulle autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie relative al ripascimento della spiaggia. Contratto con la Sugi scaduto, a casa 60 lavoratori interinali, il caso degli addetti amministrativi nell'azienda Giuliano Isoltina, le sigle sindacali FIALS, CGL e CISL e l'effetto dei limiti di spesa per il personale e cosa accadrà a breve sul fronte rinnovi dei dipendenti a tempo determinato. Oltre 1300 oculisti specialisti della retina in arrivo a Trieste. Dall'8 al 10 giugno si terrà un convegno con alcune sessioni di chirurgia avanzata. FIF e Coop Alleanza 3.0 nelle scuole a parlare di alimentazione corretta, Fondazione Fegato in campo, primo incontro alla primaria Gaspardis. Andiamo a vedere ancora anche quello che sta succedendo tra le vie di Trieste in ossequio ai personaggi sveviani, eccoli qui rappresentati tra le vie di Trieste, a spasso per Trieste assieme a Zeno Cosini alla ricerca delle tracce della coscienza perduta. Fino al 10 giugno il Narra Tour per i 100 anni del romanzo di Svevo, realizzato dal Politeama Rossetti assieme all'Università. Protagonisti gli attori Ester Galazzi, Riccardo Maranzana e Francesco Godina, assieme ad alcuni ricercatori universitari. Nel foyer del Teatro Verdi un giovane e brillante Joyce impartisce lezioni di inglese a uno sfiduciato Schmitz. Il collegio sindacale di Esatto chiede tempo sulla presidenza. I revisori stanno vagliando i curriculum del candidato leghista De Santis per valutare se il profilo risponde ai requisiti previsti dallo statuto societario. Investigatore privato e imprenditore Raimon Sicurezza, un uomo del segretario Polidori, nonché sindaco di Muggia. La papabile nuova presidenza di Esatto al vaglio del collegio sindacale appunto si riunirà il prossimo 7 di giugno per decidere.
Muggia, 225 bambini accolti nei centri estivi, l'ascensore Bimberg, attività ludiche, laboratori, uscite in crescita, le richieste anche per il Ricre Mattina salite a 142. Neodiciottenni in piazza a Muggia per festeggiare la festa della Repubblica, sono stati premiati appunto i neodiciottenni a Muggia. Rientriamo ancora un attimo in studio per vedere se possibile anche il servizio dell'inaugurazione del Sacher di Trieste, del bar Sacher, insomma, che offre il nuovo servizio diciamo nel solco della tradizione austriaca. Beh, insomma, dopo tanti giorni, diciamo così, mesi, no, di aspettativa, trovato poca gente, ci facciamo un aperitivo qua. Un così bel caffè qui, mancava proprio. Le piace proprio? Perché come a Vienna. È uguale, sì. Finalmente è aperto il caffè Sacher di Trieste, primo e unico in Italia, ed è subito fila di triestini e turisti in via Dante. Sì, veramente siamo curiosi perché è una cosa bellissima per Trieste e allora siamo venuti a vedere. Non c'è tanta fila, stiamo qua, insomma, beviamo il caffè. Curiosità tanta, insomma. Curiosità tanta, sicuramente. Però anche per assaggiare un pochino la famosa torta, quello Assolutamente sì, perché credo sia unica e il posto lo merita. Il caffè dedicato alla celeberrima torta al cioccolato ha preso il posto dello storico negozio di calzature Rosini e il restauro, durato alcuni mesi, è stato curato dagli stessi proprietari di Zie Alfons e Erich Bernhard, che sono architetti, rispettando il disegno originale del locale risalente al 1913. È veramente ben fatto, si guardava anche il pavimento, lasciato quello che era l'ex Rosini. Molto bello, sì. Ha mangiato anche la torta o no? Squisita. Squisita. È tutta un'altra cosa quella che fai te. No, la Sacher, la Lilliput abbiamo preso, sì, molto buona, al cioccolato bianco. La particolarità è dello zenzero con l'arancio, che è molto buono come contenuto. Il locale è stupendo, bello, poi a noi piacciono queste atmosfere. Prima prova per il nuovo caffè Sacher, il ponte del 2 giugno, che si preannuncia pieno di turisti in città. Tra le crociere, tra la gente che ormai per internet vede dov'è che è la nostra bella Trieste, sarà un piacere per tutti, per noi e anche per i turisti e per l'economia di Trieste. Aspettative sono abbastanza chiare perché abbiamo studiato la posizione, la situazione anche qui a Trieste, sappiamo il sviluppo del turismo ci ha avuto e anche in futuro, così per la casa Sacher è stato chiaro di aprire un caffè qui a Trieste. Allora, proseguiamo con la pagina sportiva. Trieste saluta l'attaccante giapponese Inaba, il DS Brazzatti, 4 nomi per il sostituto, piacciono lo statunitense Hannes Duba e il serbo Strahinja Rasovic, ma in lizza ci sono anche 2 croati top secret. Insomma, si cambia marcia, diciamo così, si cambia completamente sul fronte del attaccante principe della pallanuoto Trieste, per far capire a chi non se ne intende, giocatore fortissimo ma che nei momenti decisivi ha avuto qualche problema, quindi si prova ad andare su un altro tipo di profilo. Veronica Toniolo continua la scalata nel ranking iridato, nuovo podio nel World Tour. Con il Brescia retrocesso, Triestina in un girone con tante nobili decadute, oltre le Lombardi restano Vicenza, Padova e potrebbe esserci anche la Spal. Per il tecnico prende quota Stellone. L'epilogo sorprendente e tumultuoso del play-out di Rigamonti ha condannato dopo 38 anni in C anche il Brescia, appunto, scrive Ciro Esposito, per quanto riguarda la Triestina, quello che si troverà di fronte la Triestina. Allora, l'unico tassello nero su bianco è la programmazione del ritiro a Ravascletto. Per il resto il direttore generale in pectora Ernesto Salvini sta già lavorando, nei giorni scorsi è stato a Trieste e si è recato anche a Ravascletto, ma non ha ancora firmato il contratto, così come non risulta che il club abbia formalizzato l'addio al DG Romairone.
le posizioni contrattuali dei due dirigenti sono legati da questa situazione, probabilmente discende anche la mancata chiusura del discorso allenatori. Ci sarebbe stato un raffreddamento sul possibile accordo con Tesser, ritorno in auge di Roberto Stellone, quindi bisognerà capire se effettivamente sarà così o se ritornerà il nome di Gentilini. Al momento pare di no. Ora lo Jadran vuole una casa per crescere ancora. Nel primo weekend di giugno, dice Giovanni Marzini, iniziano a scorrere i titoli di chiusura su una stagione a dire il vero avara di gioie per lo sport di casa nostra, per insomma, situazioni mal digerite dal tifosi. Jadran che si conferma seconda forza del basket triestino, che insomma chiedono una nuova casa per poter lavorare. Problema che riguarda però tante altre società, quindi è un tema su cui bisognerà tornare anche al Caffè dello Sport. Intanto, svolta sulla panchina Futurosa, Scala passa il testimone a Mura, dopo 6 anni chiude l'esperienza del tecnico alla guida della formazione rosanero, un avvicinamento nel segno della continuità, l'obiettivo far crescere i giovani. Poi la questione pallacanestro Trieste, tutto tace, il primo nodo da sciogliere, chi sceglie chi. Il mercato, il meglio non mercato della pallacanestro Trieste, è questo il punto di domanda. La proprietà americana deve scegliere il general manager e di conseguenza l'allenatore. Al momento non ci sono novità e si va sempre ancora di scenari. Speriamo al più presto di potervi dare notizie, magari già lunedì sera al Caffè dello Sport. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con il primo ospite, Massimo Codarin. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Massimo Codarin, consigliere comunale del gruppo misto con noi. Buongiorno, bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Codarin, si è tornato a parlare anche questa mattina della questione statua sì, statua no Margherita Hack. Il sindaco ha parlato ancora una volta invece del busto da inserire all'interno della scuola a Manna, dove è stata fatta ieri l'intitolazione. Qual è la situazione che insomma si vede all'orizzonte, cioè questa, niente statua? Ma assolutamente, e anzi bene ha fatto il sindaco a precisare per togliere ogni dubbio rispetto a quella che è l'idea di questa amministrazione. Abbiamo trascorso 2 ore su una mozione qualche settimana fa in Consiglio Comunale, dove siamo stati chiari nel fatto che sarebbe stata intitolata una scuola, un istituto comprensivo, ed eravamo stati chiari anche in quella situazione per quanto riguardava un busto all'interno dell'istituto. Questa è sempre stata la posizione del centrodestra. Qualcuno dall'altra parte ha voluto un pochino così stuzzicare, e anche oggi sul quotidiano locale vediamo che ci sarà una seconda mozione dove si parlerà nuovamente di una statua. Ringrazio assolutamente il sindaco di Piazza invece per aver chiarito quello che era l'idea iniziale e portata avanti da questa amministrazione, quindi l'intitolazione di una scuola e un busto all'interno della scuola stessa, per una figura di assoluto rilievo riconosciuta in tutto il mondo, appunto triestina. Allora, c'è questa vicenda legata a Via della Sorgente che sostanzialmente ricalca quello che succede poi, diciamo, ogni tot tempo in diverse zone della città: furti, vandali, fiamme, degrado, l'allarme di Via Sorgente, preoccupati esercenti e commercianti, l'inciviltà dilaga e cresce la situazione di insicurezza. Poi dopo c'è stato l'intervento dell'assessore che dice chiederemo più controlli, in arrivo telecamere anche in quel punto. Dopodiché anche l'altra sera Ring, devo dire, c'è stato un po' di dibattito sul fatto che sì, le telecamere sono importanti, però a livello, diciamo così, di evitare che gli episodi succedano, pare non svolgano questo effetto così deterrente, perché insomma, per esempio sugli autobus, viste le note vicende, tutti sanno che ce ne sono in ogni dove, eppure le cose succedono lo stesso. Certo, in effetti le telecamere sempre di più sembra arrivino appunto per identificare i responsabili di reato,
mentre non vengono percepite come un controllo della situazione atta a prevenire anche dei fatti, degli illeciti. Da questo punto di vista io concordo anche con quanto detto dall'assessore, il fatto e la cosa fondamentale è il controllo del territorio attraverso le forze dell'ordine, le forze della polizia locale, in modo da dimostrare la presenza proprio sul territorio e quindi un presidio. Abbiamo visto anche in queste ultime settimane come è cambiata la situazione in Piazza Goldoni. Con un presidio fisso delle forze dell'ordine non c'è stato più nessun tipo di problema, di violenza come era accaduto nelle settimane invece precedenti a questo collocamento delle forze dell'ordine in Piazza Goldoni. Quindi la presenza sul territorio delle forze dell'ordine è fondamentale. Telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno caro Marco e al consigliere Massimo Codarini, sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Visto che mi ha bruciato la domanda sulla statua di Margherita Hack, che a mio modo sa da fare, chiedo al consigliere di impegnarsi per la riqualifica sul Colle di San Giusto con l'alabarda ripristinando tipo come in costiera con sassi rossi e bianchi. Grazie. Per il ripristino dell'alabarda sul Colle di San Giusto, dice. Prendiamo nota. E effettivamente anche su tutto il Parco della Rimembranza mi sono aggiunte proprio in questi giorni delle segnalazioni che deve essere comunque prestata maggiore attenzione nella cura, quindi abbiamo il caro amico Michele Babuder come assessore anche con delega al verde, quindi mi farò parte attiva anche nei suoi confronti e dei suoi uffici per sistemare anche il discorso dell'alabarda. Allora, andiamo sul fronte turistico, vedendo il servizio del nostro Bernardo Gulotta per quanto riguarda la situazione di Miramare, così questo discorso ci apre poi la possibilità di parlare di tutta una serie di azioni che si stanno facendo sul fronte del turismo, dei croceristi e così via. Tutti i numeri che abbiamo sono in tendenza al rialzo e abbiamo superato praticamente già i numeri del 2019, che era l'epoca pre-Covid che noi prendevamo come punto di riferimento massimo. I flussi turistici che interessano il parco e il castello di Miramare sono lusinghieri, al punto di poter già guardare a numeri record per l'anno 2023. La direttrice Andreina Contessa mantiene un atteggiamento cauto nel guardare alla stagione estiva, ma trasmette ugualmente la soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati ottenuti sin qui. L'importante è riuscire a differenziare l'offerta, dice. L'apertura alle visite delle cucine è un ulteriore tassello di interesse per i turisti. Turisti che, afferma la direttrice, provengono da tutto il mondo, dai più consueti centro e nord Europa ai meno soliti l'ovest del continente. Io prevedo che ci saranno dei grossi afflussi, proprio per questo è importante anche variare l'offerta che noi diamo al pubblico, consentendo anche di svicolare un po' anche il pubblico su altri itinerari e su altre zone del parco che non sono quelle normalmente conosciute e visitate. Sento parlare molte lingue girando semplicemente nel parco e questo mi fa molto piacere. Spero che anche il lavoro che stiamo facendo anche di comunicazione ci porti anche più un turismo anche dall'ovest dell'Europa, quindi dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna eccetera. Da lì non ne viene tantissimo, il nostro turismo è più dal nord e dall'est. Infine l'ipotesi del biglietto d'ingresso al parco, ancora nulla di definito, solo la conferma che si sta ragionando in tal senso. Stiamo lavorando su quest'idea, ma non è una cosa che si può fare così in breve tempo. Stiamo valutando alcune possibilità e alcune soluzioni, certo con questi afflussi ma anche con i costi di manutenzione del parco è un'idea che dobbiamo considerare. Credo che ormai quasi tutti i posti turistici, inclusi i parchi, sono sempre a pagamento, anche perché praticamente nessuna amministrazione può sussistere con un costo così alto di manutenzione. Voi vedete che il parco è bello, tutto questo ha un costo e io credo che sia anche utile e anche, come dire, civicamente importante chiedere a ciascuno un contributo anche piccolo per mantenere questa bellezza che abbiamo recuperato. Allora, tema turismo, tema anche del discorso del biglietto d'ingresso per il parco che ritorna e che effettivamente, insomma, se uno gira un po', non dico il mondo, ma insomma l'Europa più vicina, si rende conto che di gratis non c'è praticamente niente. Se poi si vuole che sia tutto fiorito nella stagione giusta, ci sia un lavoro dietro, insomma, almeno io su questo mi espongo, bisogna metterlo dopo
ognuno la pensa come vuole. Beh, inizierei subito sul discorso turistico. Tutti vediamo com'è la città in questo periodo, è bello questo servizio anche sul castello di Miramare, sul parco di Miramare, dove si vede quanto è stato fatto non dall'amministrazione in questo caso, dalla direttrice Contessa con gli uffici statali. Devo dire che siamo oltre le più rosee aspettative per quanto riguarda il comparto turistico e numerosità di turisti nella nostra città a visitare tutti i luoghi simbolo di Trieste. Per quanto riguarda il biglietto ci sono diverse valutazioni da fare, è corretto assolutamente quanto detto dalla direttrice per quanto riguarda il costo della manutenzione di un parco come quello di Miramare. Io vedo sempre un ragionamento da fare e differenziare tra cittadini triestini e turisti che si approcciano ed entrano ed arrivano in città, diciamo. Quindi ecco, un ragionamento serve da fare magari su un biglietto per i turisti e pensare al triestino, perché ce ne sono di tanti triestini che anche vanno a farsi la passeggiata, si mettono su una panchina del parco di Miramare a leggersi anche un libro ed è un'abitudine consolidata nel corso del tempo. Ecco, in quell'ambito lì lo vedo un pochino più difficile. Ecco, questo è il mio pensiero personale, da ragionare anche come si può fare. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto? Vabbè, niente, non riusciamo a metterla in linea. Poi c'è tutto il discorso, diciamo, collegato al turismo. Parto per esempio da un tema di cui si è parlato molto ultimamente, i parcheggi, no? Perché per esempio per il fronte crocieristico si utilizzavano quelli davanti al Pedocin, si sono spostati in uno spazio più adeguato. C'è un evidente, diciamo così, imbottigliamento del traffico nel momento in cui arrivano i turisti a frotte. Vedi questo weekend che è in totale overbooking a Trieste, il Parco San Giusto non basta lo spazio sulle rive, e c'è anche il ragionamento che si è fatto sulla carta ma poi, come dire, non è diventato operativo, di parcheggiare al Parco Bovedo e di avere delle navette per arrivare in città. Ci sono gli autobus, però diciamo quel tipo di situazione non è così incentivata. Ecco. No, sicuramente il turismo fa bene alla città, però appunto queste rosee aspettative, probabilmente nessuno si sarebbe aspettato così tanti turisti nel corso di quest'anno, e questo ha dimostrato anche effettivamente tutta una serie di criticità che abbiamo nel momento in cui i turisti arrivano qui a Trieste con i mezzi propri, con le loro autovetture, e quindi creando effettivamente problematiche. Devo dire che anche qui ne ho parlato con l'assessore Babuder, lui ha proprio in mente di mettere nuovamente mano a tutto quello che è la viabilità, anche nel ragionamento su nuovi contenitori per parcheggi, ma non solo, proprio per cercare di far sopportare meglio possibile nella nostra città il flusso turistico. È naturale che aumentando di tanto la numerosità dei turisti non è che si possono fare miracoli, la città è quella che abbiamo e quindi possiamo ragionare in una prospettiva di medio e lungo periodo, però ecco, si capisce la criticità e assolutamente è nelle corde di questa amministrazione anche la risoluzione del problema. Io torno sempre su un discorso che abbiamo fatto più volte, e anche in questi giorni è stato ripreso con vostro servizio per quanto riguarda l'ambito regionale. La cabinovia, comunque volente o nolente, una parte di questi problemi potrebbe comunque risolverli. Non tutti, ma una parte assolutamente sì. Sentiamo la telefonata. Buongiorno, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea, dottor Stabile. Prego. Ah, pronto, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono d'accordissimo col signore che ha chiamato prima, sia per la scienziata Hack, sia per quanto riguarda l'alabarda sul Colle di San Giusto, perché è indecente che tanti anni si trovi in quelle situazioni. Non più tardi di mezz'ora fa mi sono guardato la legge 3054 del 52. Siccome ieri era la festa della Repubblica Italiana, e si sono sentite tante parole quanto la carta è la nostra
la carta è la nostra bussola, lo Stato di diritto, i principi fondamentali, bisogna dare dei valori alla gioventù. La legge 3054 recepisce il trattato di pace e fa obbligo non solamente di osservare questa legge, ma di farla osservare. Adesso io chiedo al consigliere che l'ha con lei, visto che tutti quanti giurano di osservare le leggi e la Costituzione della Repubblica Italiana, cosa facciamo della legge 3054 che recepisce il trattato di pace? Come intendono agire loro per far valere i diritti dei cittadini del territorio libero? Oppure vogliono negare che questa legge esiste? Allora, se negano che questa legge esiste, allora negano il territorio libero e negano anche il Porto Franco internazionale, che è ente di Stato del territorio libero. Altro che Stato di diritto, altro che legalità, altro che principi. I principi sono quelli di non seguire la legge e la Costituzione? Grazie, buongiorno a voi. Grazie della sua telefonata. Codarin, se vuoi rispondere. Ma sì, io la prima parte sottoscrivo, nel senso che la Costituzione italiana dà tutta una serie di principi che sono la base del nostro vivere. Sono un bel equilibrio dei padri fondatori, creato proprio per darci la possibilità anche di esprimerci liberamente in qualsiasi situazione, di non essere discriminati in nessun modo, e quindi ci dà una sana base di valori che sono fondamentali per noi. Il discorso territorio libero di Trieste, Porto Franco e tutto quello che riguarda il trattato di pace, eccetera, a mio modo di vedere è comunque parte diversa rispetto a quanto dice la nostra Costituzione. Io tante volte, proprio qui in trasmissione da voi, ne abbiamo parlato di questo argomento. Io continuo ad essere convinto e dopo non ho possibilità di cambiare la mia opinione nel momento in cui sì, nel trattato di pace si parlava di amministrazione italiana, va bene tutto quello che è scritto, nel momento in cui di fatto la nostra città è diventata parte integrante dello Stato italiano, da quel momento in poi, secondo me, il discorso territorio libero di Trieste è decaduto. Questo non significa che magari non dobbiamo batterci per maggiori autonomie che la città giuliana può avere per quanto riguarda il pagamento delle imposte, delle libertà, magari visto anche la vicinanza dei confini, anche se fortunatamente non ci sono più i confini, quindi questo esula da una battaglia per portare qualcosa a casa per la nostra città. Però un altro discorso è considerare un territorio libero e non invece, come io ritengo, territorio assolutamente dello Stato italiano. Bene, insomma, questa è la risposta di Codarin. Parlavamo di turismo, tra l'altro c'è un altro fronte molto importante, quello dei cicloturisti, che insomma in questa settimana è stata avviata la progettazione della ciclabile sulle rive. Anche, devo dire, nelle nostre trasmissioni a Muggia la quantità di turisti che arrivano in bici è veramente importante. Volevo far vedere a Codarin anche questo servizio. Parlavamo anche di collegamenti diciamo così legati al mare e alle bici. Chiedo alla regia, se possibile, di refreshare e vediamo quello che sta facendo il Delfino Verde sulla tratta Muggia-Trieste, e poi anche i cicloturisti, tanti cicloturisti che arrivano tramite questi mezzi, circolano per il nostro territorio e sono, diciamo così, una nuova fonte chiaramente anche di reddito da trarre per i locali, i ristoranti e quant'altro. Sentiamo.
punto della situazione di questa linea. Allora, Trieste e Muggia, oggi abbiamo viaggiato a bordo dell'imbarcazione Delfino Verde Deluxe che offre il servizio di collegamento marittimo pubblico, ma da oggi parte anche il collegamento Trieste-Barcola, Grignano-Sistiana tutti i giorni della settimana, tra l'altro con un incremento importante, per esempio sulla Trieste-Muggia 45.000 passeggeri da gennaio a maggio, un aumento del 25% rispetto al periodo Covid, ovvero al 2019, e come avete visto tanti passeggeri in bici, perché c'è la possibilità di portare la propria bicicletta e poi di proseguire il proprio viaggio. Vedete lì i caschetti, l'attesa per la riconsegna della propria bicicletta. Good morning. You came from? Germany. Germany. So with bicycle, with the boat. No. It's the best. We start here. We came by car, boat, now the bicycle. And now where will you go? Along the coast, fino a Pula. Fino a Pula. Yeah? Bene, bene. In bici, sono arrivati in auto, ora si sono imbarcati sul Delfino Verde e andranno in Istria fino a Pola. Have a good trip. Thank you very much. Bene, solo un piccolo esempio insomma, di quello che succede, dei turisti che passano per il nostro territorio, ed è diciamo, un turismo nuovo su cui insomma, ci si sta attrezzando anche. No, assolutamente, è riconosciuto come un turismo sano che anche non porta inquinamento, e comunque un turismo di persone che nel momento in cui trascorrono qualche giorno nella nostra città anche portano appunto reddito ai nostri esercenti. Trieste è sempre stata riconosciuta come un crocevia di varie strade cicloturistiche, e su questo bisogna puntare sempre di più, proprio perché noi possiamo sia recuperare tutta una serie di persone che vengono dal nord Europa, penso dalla vicina Austria, ma anche dall'Ungheria, anche dalla Germania, e possiamo essere anche l'arrivo di chi si trascorre le vacanze in Croazia e nella nostra vicina Istria. Quindi assolutamente da tenere gli occhi attenti e capire quali sono le esigenze per i cicloturisti, perché appunto tante volte sono dei cicloturisti che hanno la bici per fare dei bei tragitti, ma che poi si fermano, appunto spendono e portano ricchezza nei territori dove vanno. Allora, io direi di fermarci un attimo per la pubblicità, rientriamo tra poco con la seconda parte insieme a Massimo Codarin, poi a partire dalle ore 9 avremo Antonella Grimm di Italia Viva, tra poco ancora qui. Bentrovati ancora a Sveglia a Trieste, con noi Massimo Codarin, consigliere comunale del gruppo misto. Codarin, cosa c'è in programma adesso? Consiglio comunale, ci sarà uno stop? Ma per il momento non è stato calendarizzato il consiglio per questa settimana, forse ci dovrebbe essere un consiglio comunale per la settimana successiva. Ecco, al momento siamo un pochino più scarichi di delibere, abbiamo tutta una lista di mozioni comunque da trattare, quindi ecco, immagino che non questa ma la prossima settimana ci sarà consiglio comunale, proprio per anche smaltire un pochino le mozioni che sono ancora programmate. Diciamo che è cambiata un po' l'operatività, visto che il bilancio è stato approvato a dicembre, diciamo, di solito. Assolutamente, di solito era questo il periodo, forse ho appena trascorso, ma insomma arrivavamo qui anche magari con le prime variazioni di bilancio. Effettivamente aver chiuso il bilancio a dicembre è utile perché ti dà una programmazione più serena e più tranquilla per il periodo successivo. Ecco, so che ci sarà comunque adesso in estate un'ulteriore variazione di bilancio, i dettagli ancora non li conosco, però so che dovranno essere spostate comunque diverse partite per dei lavori che devono essere completati o devono anche partire. Quindi ecco, diciamo che carne al fuoco ne abbiamo.
adesso so anche tanto gli uffici che stanno lavorando per tutto quello che è stato dato come indicazione nel corso del tempo. Sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, mi chiamo Giuliana e volevo capire che modello di sviluppo volete per questa nostra città, perché vedo che solo bar sono aperti, aprono sempre di più baretti. Sì, la sentiamo. E quindi con le conseguenze, perché abbiamo gente ubriaca, io abito nella zona di Barriera Vecchia e pertanto vedo cosa c'è qua intorno, e da quando i tavolini sono aumentati per effetto che tutti sappiamo, la pandemia hanno aumentato, raddoppiato i posti all'aperto, la città è tanto più sporca, di scontrini, di salviette, di mozziconi di sigaretta, non se ne può più. E poi anche l'altra sera sono passata in macchina, per fortuna, Piazza della Borsa, con tutta una fila di cassonetti, con i cartoni davanti. Mi pare che non è un decoro per la città, proprio in un punto nevralgico, un punto centrale per la nostra città, e c'è una sporcizia che non so, evidentemente le persone sono abituate a vivere così. Mi dispiace, si potrebbe anche prendere una cooperativa con delle macchine che lavino anche le piazze. Io le ho viste in Spagna qualche anno fa, quando dopo la movida alle 10 del mattino le piazzette erano tutte pulitissime. Ecco. Va bene. Ecco, ok, io suggerisco questo e suggerisco anche al nostro sindaco, che tanto è amante del decoro pubblico, che venga in questa zona a vedere. Non è tanto lontano da Piazza Unità, potrebbe fare 2 passi che gli farebbe bene e quindi potrebbe vedere la situazione. Grazie. Grazie della sua chiamata. Prego Codarin. Innanzitutto interessantissima la domanda, e dopo colgo anche tutti gli spunti della signora per appunto ragionare così a voce alta. Sul discorso qual è l'idea di sviluppo che abbiamo per Trieste, già dalla prima amministrazione di Piazza, diciamo dalla terza amministrazione di Piazza, quindi dal 2016, le indicazioni tendenzialmente sono sempre state 3 principali. La prima, quella collegata al turismo, e vediamo che sta portando i suoi risultati. La seconda collegata al porto, e qui comunque possiamo ringraziare anche l'amministrazione precedente, quindi l'amministrazione Cosolini, per aver nominato un tecnico quale Zeno D'Agostino, che effettivamente ha dato la svolta al nostro porto, e penso tutti dobbiamo ringraziarlo. E la terza parte, che è quella un pochino più critica, è una sorta di reindustrializzazione di Trieste, non tanto magari per quanto riguarda il comune di Trieste. Altre volte ho detto che la parte potenziale industriale di Trieste come comune è molto contenuta, ci sono altre zone del territorio giuliano che invece si potrebbero prestare di più. E questo è l'ambito in cui c'è qualche criticità in più. Vediamo il problema della Varzila. D'altra parte abbiamo avuto la fortuna di portare qui BAT, British American Tobacco, che ha portato tanti dipendenti, quindi ha assunto tanti cittadini triestini anche. Quindi ecco, la terza parte è quella un pochino più critica, dove dobbiamo sicuramente lavorare di più e andare alla ricerca di chi vuole portare industria nel nostro territorio. Ecco, queste sono le 3 direttrici principali su cui il Comune di Trieste punta. Se poi discutiamo nell'ambito sporcizia, il primo dato, la prima considerazione che mi viene in mente è purtroppo, e questo lo ha sottolineato anche la signora, l'inciviltà delle persone, perché se noi andiamo in altre città turistiche in giro per l'Europa, le cartine non sono per terra, ma non perché vengono pulite istantaneamente, ma perché la gente non le butta. A Trieste c'è ancora purtroppo una concezione per la quale
la cartina per terra o anche la sigaretta per terra è quasi automatico buttarla. A me è capitato di vedere alla fermata di un autobus un signore che ha cartocciato il pacchetto di sigarette e l'ha buttato per terra. E gli ho detto gentilmente: guardi che le è caduto. Ah no, mica ho fatto apposta, perché tanto quasi tutto un schifo. Faccio: guardi, scusi, è a 5 metri il bottino lì e mi sembra sia più corretto prendere e buttare via. Ah, va bene, visto che la sei qua, va ben fazzo. Ecco, purtroppo è un modo di ragionare proprio purtroppo sbagliato da parte di tanti cittadini, e dopo, ahimè, i turisti si abituano subito a questo modo di comportarsi, anche loro tendenzialmente poi si comportano nella maniera non corretta rispetto ad altre parti d'Europa. Allora, andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Allora, concordo. Posso parlare? Io continuo il signor Codarin. Signora, in onda. Ok, allora io concordo perfettamente con la signora che l'inciviltà della gente è indubbiamente una cosa che non va, però ci sarebbe anche da fare dei piccoli controlli. Io capisco che le forze dell'ordine, cioè i vigili urbani non possono essere dappertutto, però se magari qualche volta qualche multa sulle deviazioni magari passano, invece di passare in macchina e guardare il panorama, passassero a piedi, magari qualche multa sarebbe un piccolo deterrente. Chiusa parentesi. Questo io volevo chiedere al signor Codarin forse una cosa un po' frivola, ma a cui penso tantissimi genitori sta a cuore. Le foto nelle scuole materne comunali di Trieste, asili nidi e materne. Non si possono fare, cioè non si possono avere le foto dei bambini dentro la scuola, laboratori, gite, tutte queste cose qua. Solo le scuole materne, e rimarco, del comune di Trieste. Lo Stato, c'è un problema di privacy. La privacy o è uguale per tutti o non è per nessuno. Io non posso, ci sono addirittura scuole materne statali che hanno un link in cui i genitori possono vedere le foto dei loro bambini nelle scuole. Questo non mi sembra corretto e lei credo, signor Codarin, che lo sappia, visto che ha dei bambini piccoli, e credo che è molto bello vedere gli anni di crescita dei bambini, quello che fanno nelle scuole, quello che fanno nelle gite. Però un'altra cosa, io ho parlato anche con l'assessore Mattioni, ha detto è una questione di privacy, sembra che la privacy sia solo in questo comune. No, evidentemente signora ci sono stati evidentemente dei problemi legali. Piccolo, e mi trovo davanti delle belle foto in grande di bambini che partecipano, parlo piccoli, che partecipano alla corsa dei miracoli. Bene in vista, quindi o c'è o non c'è. L'assessore Mattioni mi ha detto probabilmente questi avranno avuto qualche deroga, ma allora facciamo firmare ci sono stati evidentemente dei problemi legali, no? Scuole dell'infanzia e dei nidi in modo che questi genitori possano avere le foto dei bambini della crescita. Io da ex insegnante di scuola materna ho ancora delle foto di bambini quando insegnavo io e li guardo con piacere. Tutti ce le abbiamo. Li incontro magari adesso e sono anche nonni e dico guarda ti ricordi questo bambino, e mi ricordo anche qualche nome. Certo. Questo non credo sia una cosa corretta, quindi invito il consigliere Codarin a fare qualcosa per poter fare queste liberatorie. Io ho parlato con tantissimi, ho parlato con l'assessore Mura. Chiaro signora, è chiarissimo, grazie. Tra l'altro sono d'accordo con lei, però evidentemente c'è stata qualche bega legale che ha portato, di solito sono i dirigenti del comune che portano a queste decisioni poi l'assessore, no? Quindi evidentemente c'è qualcosa che è successo, perché anch'io, come tutti, abbiamo le foto di scuole, anche di quello che si faceva una volta, dove le regole erano un po' più, diciamo così, permissive. No, ma infatti il problema qual è?
Il problema è che per quanto riguarda il trattamento dati personali è cambiata la normativa nel corso del tempo e adesso c'è una normativa comunitaria direttamente dalla Comunità Europea che prevede tutta una serie di figure poi che sono responsabili appunto del trattamento dati personali. E nel momento in cui si nomina una persona responsabile del trattamento dati personali, quella persona ha la responsabilità di come vengono trattati ed è dopo, purtroppo non essendoci al momento una giurisprudenza per quanto riguarda tutta una serie di trattamenti dati personali con la nuova normativa, quanto è stato deciso appunto dall'amministrazione pubblica, ma non dalla parte politica, dalla parte appunto dei dirigenti, di chi è responsabile, è stato proprio un ragionamento prudenziale considerando le immagini dei bambini comunque oltre a quella che può essere la responsabilità genitoriale del trattamento dei dati personali dei minori stessi. Quindi il discorso è, nel momento in cui esiste un tecnico del comune che è responsabile dei dati personali che ci dice: per quanto mi riguarda, non avendo dimostrazioni del caso di cosa potrebbe succedere in futuro, io precauzionalmente non voglio, anzi decido che non si può fare, non si può divulgare una foto di un minore contro la volontà del minore stesso, a quel punto la parte politica deve accettare quello che è l'interpretazione comunque di un tecnico, perché noi non siamo tecnici che possiamo entrare nel merito di tutta una serie di questioni. Io la parte appunto della normativa sul trattamento dati personali me la sono un pochino studiata per quanto riguarda il mio lavoro, perché siamo obbligati a conoscerla ed effettivamente i rischi a cui si va incontro nel momento in cui il dato personale dovesse essere divulgato o contro la volontà, o perché la volontà non era chiara in quel determinato momento, o per altri 100 motivi, i rischi sono veramente elevati. Quindi la scelta che la signora evidentemente anche mi conosce un pochino fuori dall'ambito politico, ma anche qui, l'ho detto più volte, ho 3 bambini, quindi figuriamoci la foto di classe, quella che ancora io ogni tanto tiro fuori e guardo per ricordarmi i compagni di classe che avevo. Effettivamente è un qualcosa che manca e sicuramente a me mancherà, ma anche ai miei figli mancherà, e su questo non c'è dubbio. Purtroppo un ragionamento prudenziale per quanto riguarda il trattamento dati personali ha portato a questa scelta. Allora, sentiamo la prossima telefonata ancora. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto? È in onda, parli. Volevo dire a Marco che lui l'altro giorno è andato con il delfino a fare il giro del golfo a Muggia, ma lui conosceva già il bel giro del golfo. Invece adesso mi parlava il signore che è l'ospite della faccenda dei problemi di parcheggio. Perché non fa l'amministrazione pubblica insiste a fare l'ovovia? Perché l'ovovia non serve a niente, serve i parcheggi non c'è posto dove farli. Allora i parcheggi si potrebbero farli, l'ho già detto altre volte, ma nessuno ascolta, a Sistiana, e da Sistiana verrebbero a Trieste a fare il giro del golfo con delfino, 1, 2, 3, 5 delfini se occorri, e farebbero il giro del golfo. I turisti che viene a Trieste a fare il giro del golfo corre di corsa a Trieste, perché tutta la pianura padana, se vuol vedere il mare, deve venire verso l'Adriatico, altrimenti il mare se lo possono solo che sognare. E quindi con il delfino non portiamo macchine in città. Va bene. Molto chiaro il discorso, dice il telespettatore, facciamo i maxi parcheggi in un punto e poi arriviamo a Trieste via mare. Chiaro, chiarissimo, andiamo avanti, chiediamo anche la replica a Codarin, nuovo via, dice il signor. Ecco, sì, allora se io devo ragionare
su quante autovetture vengono a Trieste e pensare di mettere le stesse autovetture a Sistiana, io sinceramente non saprei dove mettere la Sistiana, perché uno magari pensa che Sistiana possa essere un hub per parcheggi di autovetture, a parte che è una bellissima cittadina turistica con la Caravella a Castelreggio sotto, con un bel campeggio, con Porto Piccolo, quindi pensare di considerare Sistiana un hub per le autovetture per poi trasferire persone con mezzi via mare, ecco, la vedo un pochino complicata. Il signore dice appunto che è contro la cabinovia, effettivamente invece la cabinovia va proprio nel senso di fare in modo che le autovetture non arrivino nel centro cittadino, ma che si fermino in zone che effettivamente possono avere degli spazi un pochino più congrui, soprattutto su più piani, e che non devono essere vincolate ad essere vicino al mare, perché anche a Sistiana dovrebbero esserci dei parcheggi vicino al mare per arrivare poi al mare e prendere un'imbarcazione. E quindi ecco, la logica della cabinovia è proprio questa: far arrivare in un punto le autovetture e dopo far arrivare le persone direttamente con la cabinovia in centro città. Quindi da questo punto di vista, ecco, non comprendo la contrarietà del telespettatore nell'ambito della cabinovia. Allora, se abbiamo refresciato la scaletta, andiamo a vedere il servizio con cui il sindaco di Piazza, con il nostro Bernardo Gulotta se non sbaglio, o Laura Bucarella, non mi ricordo, comunque ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri in città, le rive, la piscina acquamarina e il suo imminente, stando al sindaco, abbattimento per quanto riguarda i ruderi, per poi far partire i futuri lavori. Ma ieri con Cantamessa ha portato 20 milioni di euro sul museo ferroviario, che sarà qualcosa di straordinario. A ore partono i lavori per la demolizione della piscina, quella che è crollata. Avete visto che la sede di Esatto ormai sta diventando qualcosa di straordinario. Sto aspettando i fondi del PNR per lo spostamento del mercato ortofrutticolo. Tutta quella zona cambierà completamente, in più c'è anche il Parco del Mare di Pauletti. Queste alcune delle tappe che, spiega il sindaco di Piazza, contribuiranno a riqualificare l'asse delle rive triestine e a dare avvio a una delle operazioni più attese da tanta parte della cittadinanza, la ricostruzione della piscina terapeutica. C'è una data indicativa per l'abbattimento di quel che resta dell'acqua marina ed è il prossimo 20 giugno, posto che la prossima settimana scadono i 35 giorni del cosiddetto standstill, previsto per le gare d'appalto per consentire a tutti i concorrenti eventuali ricorsi. Poi si procederà dunque a buttare giù la struttura, il cui tetto è collassato nel luglio del 2019 per ricostruirne una nuova. Ma l'asse delle rive vedrà anche il rinnovato museo ferroviario di Trieste, per il quale i lavori procedono speditamente da parte della Fondazione FS. Dalla parte opposta, in zona Ponte Rosso, intanto sono già operativi i cantieri per la realizzazione della pista ciclabile. Dall'altra parte la pista ciclabile, siamo partiti dal canale di Ponte Rosso, sarà una cosa molto bella, perché ormai le biciclette, anche grazie al fatto che spesso sono elettriche, che stanno prendendo piede, per cui un bel movimento. Allora, questo è un po' il punto della situazione del sindaco di Piazza. Partiamo da Acquamarina? Beh, forse finalmente arriviamo alla conclusione di un iter che, come tutti sappiamo, non dipendeva dal comune, in quanto l'Acquamarina era sequestrata fino a poco tempo fa. Cosa dire? L'abbiamo detto anche più volte, ma penso diversi ospiti l'hanno rimarcato in trasmissione anche qui da voi, il problema principale per quanto riguarda tutte le varie procedure è il codice degli appalti. Da quando si decide di partire con un progetto a quando si arriva a conclusione, i tempi sono effettivamente molto lunghi. Adesso qualcosa sta cambiando in alcuni ambiti grazie al PNRR e quindi con delle norme ad hoc, però se si va con il percorso stabilito del codice degli appalti, dall'inizio alla fine comunque l'iter è lungo effettivamente e poco possiamo fare dalla parte politica se non dare l'indicazione di fare più veloci possibili. Ecco, quindi vediamo finalmente arrivare a conclusione l'abbattimento della struttura, che non poteva essere rimessa in sesto solamente appunto recuperando il tetto, e quindi ritorneremo a costruire una nuova acquamarina. Poi il tema è quello di Esatto, per esempio, che non entrerà in funzione subito, ma insomma darà uno spazio più dignitoso anche per l'accoglienza dei cittadini, degli utenti, rispetto all'attuale sede di Piazza Sansovino. Sì, assolutamente. Pensiamo che la sede di Piazza Sansovino non ha nessun tipo di possibilità di parcheggio nelle vicinanze,
spesso si vedono le persone che fanno la fila sotto il portico vicino all'ingresso della galleria. Effettivamente insomma, la struttura alla fine della Sacchetta sarà una struttura assolutamente adeguata a quelle che sono le esigenze delle persone che devono comunque recarsi per diverse incombenze presso la sede di Esatto. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno Marco, sono Alba, buongiorno Prego. a tutti. Marco, posso parlare? Prego Alba. Sì, allora, ascolta Marco, parlando delle Miramare del Castereggio, dico un ricordo, nell'anno diciamo forse 56-57, allora io ho fatto a Miramar una bellissima serata, una notte di mezz'estate, credo che era la Fulvio Costantinides che ha organizzato, questo era tra luglio e agosto, una roba meravigliosa. Mi ero stata invitata, perché a quell'epoca mi suonavo all'Hotel Savoia e allora mi ha invitato il fotografo Salusti, dopo il piccolo. Allora io ho fatto questa festa meravigliosa. La ospite d'onore era la Rosi Barsoni, la prima donna, attrice, tutte le operette, quelle ungheresi, bellissima donna. E allora ho avuto l'opportunità di poter stringere la mano, la ho salutata e con una fotografia con ella. Dunque le notti di mezz'estate mi era Marca e il pubblico godeva un mondo. Ok, questo qua. Un'altra roba, Castereggio, quando che ero bambina, che avrò avuto 10-11 anni, allora era le colonie estive, la Lega Nazionale che ha fatto le colonie estive, si andava di giorno. E mi avevo visto appunto a Castereggio quando che cominciava a venire su, che dopo si sviluppava. E il progetto di Castereggio l'ha fatto un certo Mario Sivini, triestino, che dopo è andato a Brescia, e che ha fatto tutto il progetto, il primo doveva essere anche una piscina e anche il secondo. Io era grande amico di Castereggio. E nessuno parla di questo avvenimento, tutte belle robe qua, mi sti ricordi, ecco, voglio mettere la conoscenza. Sì. Ecco, insomma dico, la notte di mezz'estate Miramare, che bel che faria una serata per il pubblico. Che sì, ricordiamo che ci sono tutti gli spettacoli itineranti in collaborazione con Rossetti, che adesso insomma Miramare proprio negli ultimi anni ha varato nuovamente, in cui tra l'altro c'è uno su Shakespeare e non solo, insomma il nostro Bosazzi ne sa sicuramente di più. Grazie alla signora anche per i suoi ricordi, grazie ancora. Vabbè, se n'è andata. Arrivederci, ciao Marco. Grazie alla signora. Insomma, è anche questa trasmissione, insomma, un ponte per i ricordi dei nostri amici. Come no, ma dà sempre anche spunti, ed effettivamente così è stato negli ultimi anni per il Parco di Miramare, per avere appunto delle serate di intrattenimento sia con la musica classica ma anche di altro tipo, ed effettivamente quello è un punto da sfruttare per quanto riguarda la nostra città, proprio in chiave turistica, visto che c'è un panorama bellissimo, un bellissimo parco, un bellissimo castello, e insomma è giusto avere la possibilità di sfruttarlo anche con degli spettacoli che non deturpino ma che anzi facciano piacere ai turisti, e non solo, anche a noi triestini. Faccio vedere ancora un servizio del nostro Massimo Codarin relativo alla situazione immobiliare a Trieste. Sempre più sempre più stranieri vengono a comprare casa a Trieste, questo chiaramente ha un effetto positivo sulle vendite. Vediamo però che effetto avrà sul mercato immobiliare dei triestini. Aumento del metro quadro? Non si sa. Sentiamo. Cavana e le Rive, Gretta, il Borgo Teresiano e San Giusto, Barcola e Opicina. Per Trieste, volendo utilizzare la terminologia di Monopoli, rappresentano Parco della Vittoria, Viale dei Giardini a Scalare, le zone insomma di maggior pregio immobiliare. Lo attesta l'Osservatorio Immobiliare del Friuli Venezia Giulia, giunto alla sua 25esima edizione, presentato stamani dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. L'incontro al Museo Re Voltella, come era prevedibile, è stato un'occasione per fare il punto della situazione a livello nazionale, regionale e locale. Partiamo dalla realtà triestina, che anche per quel che riguarda il 2022, anno a cui fanno riferimento i dati resi noti oggi, conferma una serie di caratteristiche emerse già da qualche tempo. 4-5 anni fa venivano a Trieste a comprare connazionali da altre regioni, dal Veneto, dalla Lombardia. Gli ultimi anni invece si sono avvicinati sul mercato triestino cittadini stranieri, cittadini tedeschi, austriaci e ultimamente anche serbi. Questi comprano sia come seconda casa, quindi per vivere la città, e anche per mettere a reddito, per investimento, in quanto la redditività di Trieste è particolarmente elevata.
4.000 le compravendite siglate a Trieste lo scorso anno, un dato che posiziona la nostra città fra quelle più appetibili anche a livello regionale. Siamo arrivati a sforare le 18.000 compravendite annue sul mercato residenziale, quindi un più 4%, con Trieste capofila. Diverse sono le prospettive per il 2023, dove in realtà c'è un po' di rallentamento, in cui il numero di transazioni sicuramente sarà in calo. Nella regione comunque fanno da traino sicuramente quest'anno sia Trieste che Gorizia. Per quanto concerne il dato nazionale, le compravendite hanno toccato quota 785.000, con un aumento del 4,7% rispetto al più che positivo 2021. E tuttavia i vertici della FIAIP sottolineano l'incertezza dei primi mesi dell'anno in corso, indicando anche i possibili correttivi. Riteniamo proprio per questo motivo che i segnali che sono stati dati nell'anno scorso debbano spingere il governo ad attuare delle politiche governative incentrate sul riordino e riduzione della fiscalità in ambito immobiliare, su una riforma dell'ambito locativo sia in termini di flessibilità della durata che di rischio locativo per morosità, e soprattutto cercare di incentivare il cittadino nell'acquistare sia la casa come prima abitazione ma anche come investimento immobiliare, che rimane quello più sicuro per i risparmi delle famiglie italiane. Allora, questa è la situazione immobiliare su Trieste. Da una parte ovviamente il fatto che è molto apprezzata e quindi crescono gli acquirenti stranieri, a capire poi diciamo così le risultanze che avrà questo sul mercato per chi cerca casa, perché triestino semplicemente deve iniziare il proprio percorso, diciamo, di vita. Certo, io che per ambito anche lavorativo mi occupo un po' lavorando per un istituto bancario, mi occupo anche di seguire i mutui casa e quindi parlo con persone che devono comprare casa. Effettivamente quello che sta succedendo anche in maniera abbastanza rapida in questo momento a Trieste è un aumento proprio dei prezzi degli immobili. Trieste è comunque ancora un'isola felice se noi andiamo a guardare altre realtà italiane, seppur non belle come la nostra città, ma magari un pochino più industrializzate, dove il prezzo al metro quadrato è ancora molto più alto di quello che abbiamo noi a Trieste. Adesso a Trieste abbiamo solamente alcune zone proprio particolari dove per gente normale diventa quasi proibitivo l'acquisto immobiliare. Sicuramente fa piacere che ci sia anche un investimento da cittadini esteri sul nostro territorio. Quello che secondo me però bisogna d'altra parte analizzare, capire e ragionare, e questo è anche uno dei rischi che in alcune situazioni si è anche cercato di capire come combattere, è il rischio di vedere uno spopolamento del centro cittadino nel quale si potrebbero trovare solamente case vacanze o seconde case, e quindi il rischio di non avere, come fortunatamente ancora ad oggi abbiamo invece, un centro cittadino comunque vissuto dai triestini, da chi la città la vive giornalmente. Ecco, bisogna presidiare, stare attenti a non aumentare di troppo il discorso case vacanze, il discorso investimento immobiliare per bed and breakfast o appunto situazioni di questo tipo, proprio perché se no rischiamo di svuotare il centro, un po' come negli anni che furono accadde a Venezia, e vediamo che ad oggi Venezia, soprattutto all'interno della laguna, Venezia sulla laguna, è una cittadina con pochissimi residenti e con tante strutture che vengono messe poi in affitto. Quindi ecco, questo è un qualcosa da presidiare. Allora ringrazio Massimo Codarin, consigliere comunale del gruppo misto, per essere stato con noi. Ci rivediamo tra poco con Antonella Grimm di Italia Viva. Bentrovati a Sveglia Trieste, con noi Antonella Grimm di Italia Viva, bentrovati innanzitutto. Buongiorno, grazie dell'invito e bentrovati a tutti i telespettatori. Allora, oggi proprio sulle prime pagine dei giornali c'è la questione relativa alla relazione di Banca d'Italia che ci dà un po' il quadro di un paese in cui soprattutto i lavoratori dipendenti più di altri sono in difficoltà. Più lavoro, meno soldi. Sale il tasso di occupazione, ma i nuovi posti sono per le categorie sottopagate. Palazzo Koch, gli interventi governativi hanno sostenuto i nuclei con redditi inferiori. Però se poi andate a leggere
nelle righe diciamo, di quello che viene scritto anche in questo articolo, quelli che sono più colpiti, oltre ovviamente alle famiglie povere, sono i lavoratori dipendenti. Il carrello spesa delle persone diciamo con meno disponibilità economiche è aumentato del 17,9%, mentre quello dei più ricchi solo del 9,9%. Tra l'altro nel 2022 il reddito delle famiglie è aumentato del 6,2%, ma solo sulla carta, perché l'inflazione ha annullato l'incremento, anzi ha ridotto il potere d'acquisto dell'1,2%. Insomma, in sostanza si fa un po' fatica a fare la spesa, a pagare le bollette e a quant'altro a fronte di prezzi che vanno alle stelle. Concordo purtroppo sull'analisi, però il compito di chi prova a fare politica, di chi ha governato, di chi ha avuto un po' di conoscenza dell'amministrare è quello anche di proporre soluzioni. E partendo da, secondo me, uno dei principali problemi italiani, abbiamo un sistema di tassazione mediamente troppo elevato, che poi chiaramente va a colpire soprattutto classe medie e basse, e quindi è chiaro che bisogna assolutamente, secondo me, ridare maggior potere di acquisto agli stipendi e quindi renderli più corposi. E questo si fa, secondo me, principalmente con un lavoro sulla decontribuzione. Si era iniziato un po' di governi fa, si è continuato, c'è un provvedimento che in tal senso dovrebbe portare qualcosa in più negli stipendi dal prossimo 27 luglio fino a dicembre 2023. Io trovo che questa sia la strada giusta, ma bisogna cercare più risorse. Sono perfettamente consapevole e io ho questo limite, a volte i miei compagni di strada me lo riconoscono come limite, che non sono troppo furiosa nell'attaccare, ma siccome ho governato conosco anche i saldi di bilancio e non riesco a dire cose tanto per dire perché non sono al governo e sono all'opposizione e quindi cerco di essere sempre anche concreta nel proporre rispetto all'opposizione. So bene la difficoltà dei bilanci italiani, so bene la difficoltà di andare ad analizzare, a scavare soldi in più, ma credo che sia l'elemento da aggredire. Noi alla fine del mese ormai anche tutta la classe media, soprattutto chi ha lavoro dipendente, fa fatica ad arrivare ormai alla terza, alla quarta settimana. Questo è un dato oggettivo perché abbiamo letto la percentuale dell'inflazione. Sulle classi medio-basse c'è tutto un pacchetto sacrosanto di aiuti e di sostegni. Diciamo che bisogna cercare degli strumenti per aiutare maggiormente la classe media. Io penso appunto, come ho detto, che andare a diminuire il peso fiscale sulle retribuzioni sia la cosa come dire, più immediata, quella che ti fa avere il 27 del mese più soldi in busta paga, per essere molto schietti e concreti. Il bilancio è il bilancio italiano non permette grandissimi spazi di manovra, ma bisogna continuare e fare un sacrificio e trovare ulteriori fondi da mettere sulla decontribuzione, di modo tale che il 27 il netto che tu ti trovi in busta paga sia maggiore. È evidente poi che c'è anche il pacchetto che riguarda tutto il comparto della transizione energetica, perché è chiaro che in questo momento molto difficile per le famiglie italiane per arrivare alla fine del mese, con gli aumenti del carrello della spesa, cioè di quando andiamo a fare la spesa, e con gli aumenti delle bollette, l'altra difficoltà appunto riguarda il comparto energetico. Ma anche qui bisogna essere realisti, bisogna rendersi conto che alcuni passaggi, io sono molto preoccupata sulle scelte prese a livello europeo rispetto per esempio al pacchetto caldaie, no? Pacchetto di ammodernamento energetico dei sistemi di riscaldamento nei condomini, non tanto per la scelta di fondo, sacrosanta, noi dobbiamo assolutamente diminuire e continuare nella diminuzione delle emissioni di carbone e inquinanti di questo tipo, ma le tempistiche per un paese come l'Italia non possiamo essere diversi da quello che siamo, purtroppo. Paghiamo errori di 30-40 anni fa, ma questo siamo, e siamo diversi come situazione dalla Germania, per esempio. Ecco, non possiamo in Europa trattare situazioni diverse in modo uguale, non si potrebbe mai farlo. È il grande rischio per poi fare provvedimenti che
alla fine avranno pochissima speranza di essere attuati. Quindi bene andare a modificare, a cambiare come dire, i sistemi di riscaldamento, renderli assolutamente più efficienti dal punto di vista energetico, ma l'Italia ha bisogno di farlo in una maniera molto più progressiva, altrimenti rischieremo che tantissime persone, noi sappiamo quante persone anche di classe medio-bassa hanno acquistato la prima casa, non riusciranno a sostenere i costi che dovranno essere portati avanti dai condomini, per esempio, rispetto a questa partita. Quindi anche qui ci vuole, come dire, maggior lungimiranza. E poi bisogna continuare, e mi taccio che c'è la telefonata, a diversificare le fonti energetiche proprio per cercare di riportare il prezzo delle bollette riscaldamento, energia elettrica nel nostro paese a livelli più accettabili per le famiglie italiane. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Lei e alla sua ospite. Signora Buongiorno. Green, posso chiedere una cosa? Io sono un'anziana e non sono pratica in queste cose. Noi abbiamo nel condominio dove abitiamo e abbiamo stato fatto il cappotto e adesso ci hanno detto che non ci mettono il fotovoltaico, già hanno lavorato sul tetto perché non ci sono più soldi. Io non so se è vero o non è vero. Poi un'altra cosa. Il direttore dei lavori non sapeva rispondere ad una nostra domanda e nemmeno l'amministratore che è stato cambiato. Tutta l'acqua e l'elettricità che è stata usata per i lavori e quindi va sul contatore del condominio viene pagata dal bonus 110 o a carico dei noi condomini? Cioè hanno utilizzato l'elettricità del condominio stesso? Sì, dell'energia che è sulle scale, no? E anche l'acqua. Quindi io ho chiesto anche all'amministratore, mi ha detto non so perché io sono nuovo, vabbè, però appunto io penso che voi siate più competenti, se non siete più giovani, se potete rispondermi. Grazie signora. Allora io purtroppo mi dispiace deludere la telespettatrice, non voglio appunto mai dire sciocchezze o cose tanto per dire per fare bella figura in televisione. Queste due domande che sono tecniche precise non so rispondere, quindi le consiglio di rivolgersi a un'associazione per esempio di tutela degli inquilini, l'ho fatto io per altri motivi e sicuramente sapranno come dire, dare le risposte, anche se anche l'amministratore di condominio bisognerebbe continuare un'interlocuzione molto aperta e trasparente perché è nei doveri dell'amministratore di condominio, però sicuramente anche un'associazione a tutela degli inquilini che dà anche tutta una serie di pacchetti di informazione, voglio dire, che sono necessari. Ma la telefonata della signora è la prova anche rispetto alla partita del bonus 110. Anche qui l'idea era assolutamente corretta, perché il cappotto, l'efficientamento energetico rispetto alla partita appunto del rivestimento delle case è assolutamente corretta, ma ancora una volta lo strumento, sarò generosa, era molto perfettibile, si erano evidenziati negli anni tanti campanelli di allarme che si rischiava di lasciare poi molte delle famiglie che erano riuscite ad accedere allo strumento con problemi ancora più enormi, ancora più grandi. Purtroppo questo è accaduto e ora è compito comunque del governo cercare di come dire, traghettare le famiglie che si ritrovano ora nella zona grigia rispetto al pacchetto 110 a uscire e a non far pagare, come dire, alle famiglie che hanno semplicemente dato fiducia a una norma dello Stato. Adesso sto parlando dal punto di vista delle famiglie, non voglio fare la polemica politica, l'abbiamo fatta già a sufficienza in questi mesi, però adesso c'è il problema di queste famiglie nella zona grigia che non devono essere lasciate sole, come appunto tutti noi, tutte le famiglie, tutti i proprietari di casa che sappiamo in Italia appunto la casa non è un bene di lusso nel nostro paese, la casa è la scelta per più dell'80% dei cittadini di questo paese di dove mettere i risparmi di una vita o i risparmi, come dire, progressivamente del proprio stipendio accendendo a un mutuo. E quindi bisogna anche capire che questo è il
il senso culturale di questa scelta, e quindi bisogna che chi governa sia consapevole, e quindi per esempio lanciare così a casaccio ipotesi di patrimoniali io la trovo veramente, come dire, non comprendere qual è veramente il sentiment, qual è veramente quello che pensano le persone che vivono in questo paese. Quindi la casa è il bene primario per la stragrande parte dei nostri concittadini, e quindi scelte a sostegno di riqualificazioni soprattutto energetiche della casa sono sacrosante, perché dobbiamo pensare ai nostri figli ma anche al nostro vivere oggi, perché voglio dire, tanti di noi, ora arriverà il Niño, cioè voglio dire, la questione dei cambiamenti climatici è connessa all'efficientamento energetico, ma non dobbiamo lasciare solo le famiglie. Quindi purtroppo io alla signora chiedo scusa, non so rispondere tecnicamente alle sue domande, ma è evidente che c'è un problema enorme e le famiglie non possono essere lasciate sole. Allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco sempre qui con Antonella Grimm di Italia Viva. Tra poco. Bentrovati ancora in diretta con Antonella Grimm di Italia Viva. Volevo restare su un argomento collegato al discorso lavoro, salari, inflazione. C'è un'intervista del commissario europeo Nicolas Schmit in cui dice i salari aumentino con l'inflazione sì alla settimana di 4 giorni, cioè una proposta che è già stata fatta in passato, che in alcuni paesi è operativa, tra l'altro se non sbaglio il caso fu della Volkswagen in Germania che varò proprio dei turni, diciamo, di 4 giorni, una settimana più corta per risolvere il problema. Lì si parlava anche di crisi economica. Comunque è una proposta per, diciamo così, rendere più compatibili anche i tempi, diciamo, di vita e di lavoro, la cura della famiglia. Lei cosa ne pensa? Allora, io sono favorevole che si cominci a porre sui tavoli della contrattazione a livello nazionale e poi a livello aziendale, contrattazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, questo strumento, per due ordini di ragioni. Uno è economico, perché i dati dimostrano che c'è una crescita del PIL laddove in quei paesi in cui comincia a esserci un numero cospicuo collegata, voglio dire, a questa scelta, laddove comincia a esserci un numero cospicuo di aziende che fa questa scelta, perché è evidente che l'inizio del tempo libero, no? Inizia prima per tante famiglie, per tante persone, e ci sono degli studi che dimostrano che durante il fine settimana le persone mediamente spendono di più. Quindi questo potrebbe essere un modo indiretto per andare chiaramente a far circolare maggiormente più denaro, perché la disponibilità appunto di maggior tempo libero porta comunque a essere più disponibili ad uscire, l'aperitivo, il ristorante, anche, come dire, i bisogni per la casa. E chiaramente a parità di salario, questo, cioè il fatto da dove si è fatto ad oggi ha portato poi a questo tipo di miglioramento. L'altro motivo per cui cominciano a esserci anche degli studi ed è legato a un fenomeno che pare diversissimo, ma secondo me c'è un collegamento, che è quello delle grandi dimissioni. Cioè negli ultimi 2 anni, soprattutto post-Covid, c'è stato un numero soprattutto di persone appartenenti alla decade 30-40 anni che hanno lasciato buoni posti di lavoro perché ritenevano che la conciliazione coi tempi di vita rispetto a quel posto di lavoro non fosse assolutamente soddisfacente, proprio perché, probabilmente legato anche alla tragica esperienza della pandemia, sempre più persone vogliono trovare un equilibrio di vita migliore tra gli impegni lavorativi e gli impegni di cura della famiglia e del proprio tempo libero. In questo senso, quindi, anche questa scelta andrebbe verso questo tipo di nuova società. È chiaro che secondo me questo dovrebbe poi essere, e chiudo perché arriva la telefonata, sicuramente come dire, vagliato e approfondito anche a livello di contrattazione aziendale integrativa. Non è un caso che Volkswagen e Germania la contrattazione integrativa sia a un livello molto elevato alto rispetto al nostro paese, abbia degli spazi di manovra e di scelte anche all'interno dell'azienda molto più forte, perché vanno poi costruiti tutta una serie di pesi e contrappesi anche rispetto magari a stessi lavoratori di una stessa azienda, e magari non tutti possono accedere alla settimana corta. Quindi è una questione anche delicata anche tra diversi comparti produttivi, lavoro pubblico, privato, lavoro autonomo. Quindi
Secondo me è un percorso però non da rigettare, da tirare giù il muro, il solito atteggiamento italiano, no? Adesso ci divideremo in due, chi sì, chi no, e non ne faremo nulla. Cioè è uno spazio secondo me dove iniziare seriamente a confrontarci. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Sì, Pronto? Pronto, buongiorno. Come si chiama il nostro cantautore che non si vede più in TV? Quello che abita a Sistiana? Sì, Lorenzo Pilat. Ah, ecco. Sì. Un'altra cosa, dove sarà esattamente collocato il, come si dice, l'esatto? In sacchetta, esattamente. Ah, esatto signora, sì, abbiamo fatto vedere più volte, signora, praticamente dietro a quello che è il museo ferroviario, diciamo, di fronte all'ex Acquamarina. Vicino Campomarzio? Sì. Ah, boh. Sì, c'è già la struttura, abbiamo fatto perché... vedere anche diversi servizi sia all'interno che all'esterno, i lavori sono in fase di conclusione. Io da casa mia ci andavo a piedi e dopo prendevo il bus. Vabbè, signora, però bisogna bene, pensare alla collettività, insomma, no? Lì si parcheggia, c'è la fermata dell'autobus ed è uno spazio molto più ampio. Grazie mille, buon lavoro. Grazie alla signora che ha chiamato. So che Antonella Grim voleva commentare anche una scelta importante fatta da parte della Regione relativamente alle misure sull'assistenza domiciliare con maggiori fondi a disposizione delle famiglie che si trovano spesso anche in casi di difficoltà con anziani o persone con malattie degenerative a cui, diciamo, la Regione ha deciso di dare una maggiore risposta. Ma sì, è da anni che continuiamo a chiedere che l'assistenza domiciliare o il fatto di poter tenere il più possibile nella loro casa gli anziani diventi uno degli obiettivi prioritari del nostro sistema sanitario regionale e del nostro sistema di assistenza che viene erogato in combinato disposto aziende sanitarie comuni. E ho letto proprio recentemente, 2 giorni fa, che c'è stato un importante aumento dei fondi destinati proprio all'assistenza domiciliare da parte della Regione, anche a seguito della votazione quasi unanime rispetto al riordino della legge regionale quadro che si occupa di queste tematiche. Ecco, io questo lo voglio evidenziare perché è assolutamente un dato positivo, perché è chiaro che c'è bisogno di sostenere di più economicamente tutta la rete di servizi domiciliari. Una cosa che mi sta molto a cuore è anche che, e ho letto che c'è anche questa intenzione, venga come dire, reso più semplice alle persone, sia in primis alle persone con disabilità ma ai loro familiari, quali sono tutti gli strumenti a cui si può accedere, a prescindere anche dal loro costo, perché c'è assolutamente il problema principale della possibilità economica per le famiglie di accedervi e dare quindi un percorso di accompagnamento domiciliare tramite badanti, tramite assistenti, insomma tutto quel pacchetto lì, e c'è un problema appunto di quanto costa e quindi vanno come dire, incrementati gli aiuti economici, ma dall'altra parte c'è anche un problema del capire esattamente di che cosa c'è, che cosa mi offre il comune, che cosa mi offre l'azienda sanitaria. Io l'ho vissuto personalmente e un po' conosco la macchina comunale e quindi sapevo, e anche dell'azienda sanitaria, quindi sapevo abbastanza bene dove andare a cercare e ho avuto difficoltà rispetto a costruire il percorso di accompagnamento per una persona con il Parkinson, faccio un esempio molto concreto. Ecco, quindi anche qui costruire un punto unico che ti spieghi, che ti metta davanti tu familiare, tu persona con disabilità, in uno dei momenti più delicati e fragili della tua vita, tutto quello a cui tu puoi accedere e poi arriva il secondo step, con o meno questo aiuto economico, graduato a seconda del tuo ISEE, eccetera, eccetera. Però ecco, c'è bisogno bene il finanziamento economico, ora incrementiamo ancora di più il lavoro di rete, perché gli operatori fanno dal comune all'azienda un lavoro meraviglioso, perché alla fine veramente io ho scoperto che c'è tanto e c'è anche una professionalità, un'attenzione all'accudimento enorme, ma molte volte la famiglia fa fatica a capire dove andare e esattamente di che cosa c'è bisogno rispetto a quella persona, a quella patologia che ha quella persona. Quindi curiamo ancora di più la capacità di farsi capire istituzione alle famiglie, alle persone con disabilità. Poi magari dopo c'è anche il capitolo case di riposo RSA. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno.
Non so se c'è telespettatore. Mi sembra di no. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e torniamo poi per l'ultima mezz'ora assieme ad Antonella Grimm di Italia Viva. Ci fermiamo un attimo e torniamo. Allora, bentrovati ancora in onda a Sveglia Trieste. Chiedo alla regia se possiamo aggiornare la nostra scaletta, così siccome volevamo parlare del tema delle auto sulle rive, dei parcheggi, della ciclabile, volevo farvi vedere anche ai nostri telespettatori il servizio che parla dei lavori della nuova pista ciclabile che dalla stazione di Trieste andrà a collegare con un percorso ciclabile tutta l'area delle rive sino alla zona diciamo così di Campomarzio, dove poi ci sono altri percorsi. Il servizio è esattamente quello, lo andiamo a vedere per capire quello che c'è in progetto. Sono iniziati questa mattina i lavori per la pista ciclabile sul waterfront triestino con la nuova dislocazione dei parcheggi sulle rive. Un appalto affidato alla ditta Mari e Mazzaroli di 590.000 euro. L'itinerario interessato dal progetto parte dalla stazione, si sviluppa lungo le rive cittadine per arrivare sino al semaforo tra via Giulio Cesare, passeggio Sant'Andrea e via Campomarzio, dove si connetta l'attuale pista ciclabile Campomarzio-Orlandini per poi collegarsi alla Cottur. Durata dei lavori complessiva 6 mesi, ma l'obiettivo è concludere la porzione di opere sulle rive entro fine settembre per lasciare poi campo libero al villaggio Barcolana. In questi giorni, da oggi, c'è l'avvio dei lavori che consentiranno una nuova pista ciclabile lungo il camminamento interno delle rive, è una pista ciclabile protetta, peraltro inserita tra le aiuole che già fanno parte del nostro arredo urbano. Ci sarà una modifica nella realizzazione dei parcheggi, nella definizione degli stalli, che consentirà comunque di mantenere uno stesso numero di autovetture e di posti macchina. Il tracciato prevede 2 corsie ciclabili a senso opposto di marcia in mezzo alle aiuole di riva 3 novembre, che verranno ampliate per garantire maggiore spazio ai ciclisti, e in senso parallelo verrà inserita una panchina panoramica ad andamento lineare che riprenderà quelle presenti in Piazza Unità. Per quanto riguarda l'area da Riva Mandracchio a Riva Ottaviano Augusto, il percorso procederà lungo l'area demaniale attualmente destinata a parcheggio a pagamento, che verrà opportunamente modificata per garantire la sicurezza a chi si sposta in bici, con appositi dissuasori per i veicoli a motore. L'opera non inciderà sui marciapiedi pedonali. I lavori proseguiranno anche contestualmente all'arrivo delle crociere, perché con l'inibizione degli stalli di sosta verranno realizzati in notturna, e questo al fine di rendere la nostra città ancora più attrattiva e anche percorribile nel centro cittadino da chi desidera visitarla con le biciclette. Un progetto che nasce nell'ambito di programmi per unire sedi universitarie, ecco perché si dipana questo percorso fin verso ovviamente la zona del Lazzaretto Vecchio, e dove ci sono le sedi universitarie. Allora, questo è il punto su quello che è il progetto della ciclabile, che prevede il mantenimento dei parcheggi a raso su 2 file parallele con in mezzo la carreggiata. In parallelo le 2 corsie della pista ciclabile, diciamo andata e ritorno. Beh, era qualcosa di cui abbiamo discusso per tanti anni in Consiglio Comunale, e quindi sono molto contenta che finalmente si dia il via a questo primo tratto di pista ciclabile, quindi dalla stazione fino alla zona di via Lazzaretto Vecchio, che renderà, come dire, più bello anche da un punto di vista estetico, diciamo, il nostro lungomare, e renderà anche più comodo sia per i ciclisti che per i pedoni il camminamento, perché la commistione ciclisti, pedoni, autovetture sappiamo che poi è anche un problema dal punto di vista della sicurezza, quindi assolutamente sono contenta di questo. Il mio obiettivo, l'ho dichiarato più volte, è quello, ormai si verifica anche tanti giorni a settimana in conseguenza dell'attracco delle grandi navi, delle navi da crociera, è quello progressivamente di spostare definitivamente i posteggi che abbiamo sulle rive, soprattutto quelli zona prospiciente Piazza Unità e poi verso la stazione marittima, a un parcheggio di cintura.
e magari poi incrementare il servizio di bus navetta, come ho sentito parlavate anche prima con Massimo Codarin, sì. Perché credo che il lungomare vicino a una delle piazze più belle d'Europa meriti di essere definitivamente liberato poi dai posti macchina, con il rispetto che dobbiamo ai nostri concittadini, a chi utilizza quei posti macchina, e quindi andando quindi a creare delle valide, solide alternative in prossimità, e se non sono sufficientemente in prossimità, incrementando l'utilizzo dei bus navetta. Quindi un primo step io lo leggo così, di cui sono contenta, ma bisogna avanzare ancora nel rendere ancora più bello e fruibile il lungomare della nostra città. Abbiamo una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, prego. Niente, vabbè, non c'è ritorno, vediamo se riusciamo a recuperarla, oppure no, vabbè, niente. Allora, proseguiamo, dicevamo appunto della pista ciclabile, che ci porta anche a quel tipo di turismo, diciamo, cicloturistico, che è molto importante. Poi però sul tema dei parcheggi c'è la versione degli albergatori, no? Perché il turista vorrebbe sostanzialmente parcheggiare sotto l'albergo, e questo è anche un tema sul quale bisogna lavorare, no? Perché sono due fronti contrastanti, no? Ci troviamo tra l'altro in un weekend in cui Trieste è in overbooking per quanto riguarda il sistema alberghiero. Se si guarda sui motori di ricerca, diciamo dei posti letto, si trovano camere per 500-600 euro a notte, il che significa che insomma Trieste ha un appeal incredibile in questo momento. Dopodiché non possiamo però trovarci anche con le file al Park San Giusto al sabato pomeriggio, no? E il turismo è uno delle linee direttive di sviluppo della città, e dobbiamo continuare così. È un frutto che sta maturando enormemente grazie alle scelte fatte dalle ultime giunte, non solo quelle del sindaco di Piazza, che lo ha posto tra i suoi obiettivi qualificanti di sviluppo, ma era anche grazie a quello che avevamo fatto nel 2011-2016, ma a radici ancora più lontane. E quindi il punto che viene posto dagli albergatori è corretto. È evidente che il Park San Giusto non basta. Quindi secondo me va fatta una pianificazione, andando quindi ad aumentare. Io sono per cercare di implementare i cosiddetti parcheggi di cintura, andando a utilizzare appunto i bus navetta che possono benissimo fare questo tipo di servizio anche dedicato poi per gli alberghi del centro città, e è una questione di organizzazione che può essere facilmente risolta, anzi maggiormente da un albergo che ha una struttura e conosce il numero di turisti che arriveranno in check-in quel giorno, e che quindi può con molta facilità portarli al parcheggio di cintura, compreso chiaramente nel prezzo che fai pagare al turista dell'albergo, e poi con il tuo bus navetta portarli all'albergo all'interno del ring cittadino. Io credo che questo sia anche quello che si vive molto spesso in altre grandi città europee, e quindi secondo me è la strada su cui andare avanti. Quindi ecco, i bus navetta, un'altra mia fissazione rispetto al parco e al Castello di Miramare. Io lì farei veramente una cintura di sicurezza. Anche perché quello è un imbuto, non so come dire, certo. Una cintura di sicurezza dove le auto e i bus turistici non mi passano, li porto con bus navetta dedicati per Miramare, perché è un posto talmente bello che non possiamo ridurci a viverlo come a volte lo viviamo, appunto un imbuto. Certo, anche lì non si può pensare di parcheggiare davanti all'ingresso. Viva Dio. Telefonata, pronto, buongiorno. 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 Prego. Good morning, Royan. Good morning. Ciao, buongiorno signor Farfoglia. Allora voglio salutare la mia amica Melancolie. Ben trovato. Ben trovato, che rivedo con piacere. Grazie. Comunque intervengo poche volte, però questa mattina intervengo con maggiore interesse, in quanto io nasco curioso, ma nasco anche sognatore, e vorrei chiedere a una politica seria gli argomenti che tratta il Marcello Minenna, direttore generale delle dogane, quando viene a Trieste, sapendo che Trieste
è ancora in credito della concessione fondamentale del porto, cioè delle concessioni del porto franco integrale. Allora, siccome sappiamo che Capodistria, Venezia, Ravenna, Ancona e Rotterdam anche sono contrari a questa concessione, io vorrei sapere, eventualmente, dato che ho dei nipoti in giro per il mondo, che a Trieste, perché Codarino ha detto che il primo punto della nostra attività deve essere il turismo. Voglio ricordare che a Trieste 60 anni fa avevamo 80.000 abitanti in più, certo. 80.000, oltretutto la nostra realtà industriale era del 18%, mentre oggi è precario del 6%. Comunque io vorrei sapere della nostra Green qual è il senso e qual è il discorso e qual è la concessione che noi meritiamo in base al trattato di pace, in base all'allegato ottavo, cosa finalmente ci era dato. Chiaro, Farfoglia, la ringrazio molto per la sua telefonata, non la sentivo da un po', un abbraccio, prego Green. Allora, questa è una questione su cui, come dire, stiamo dibattendo da anni e credo che sia l'unico punto veramente, come dire, attuale e attuabile del famoso allegato ottavo del trattato collegato al trattato di pace. È chiaro che è una partita che ha dei contorni internazionali, come ricordava il dottor Farfoglia, perché è evidente che c'è una partita nazionale e internazionale, appunto anche europea, perché è evidente che riguarda anche una sorta di competizione o di livello di parità o meno di competizione tra porti e autorità portuali. Quindi è una partita di notevole complessità, inutile che ce lo nascondiamo, che non possiamo raccontarci solo nel territorio del Friuli Venezia Giulia a mo' di spottino elettorale. Perché quando si avvicinano le elezioni fioriscono gli ordini del giorno sia a livello comunale che a livello regionale, dove di solito all'unanimità su questo tema tutte le parti politiche e i rappresentanti territoriali si impegnano a portare avanti la questione. La questione, ahimè, ha un livello nazionale ed europeo, perché riguarda appunto un sistema complessivo della portualità italiana ed europea. Noi avremmo questa opportunità da giocarci come autorità, come porto di Trieste, perché è qualcosa che esiste, sta scritto su una carta. È evidente che è una questione che dovrebbe essere portata avanti dal governo. A questo proposito, quindi, io potrei anche esprimere un cauto ottimismo, visto che mi pare di ricordare che un ordine del giorno di questo tipo, primo firmatario, mi pare il consigliere regionale Claudio Giacomelli, è stato poi votato da tutte le forze politiche all'unanimità, e quindi forse questo era già entrato con l'allora viceministro Bellanova, che aveva iniziato a seguire la questione sotto il governo Draghi, era già entrato, come dire, nelle questioni seguite dal governo. Però ecco, è una questione di grande complessità, io non voglio illudere i nostri concittadini, perché è da tanti anni che su questa cosa sono state costruite illusioni, diciamocela tutta, anche più o meno lunghe fortune politiche, e quindi non mi voglio associare a questo carro. Bisogna capire se a livello di appunto anche confronto con gli altri porti e di equilibri con gli altri porti, nel sistema portuale nazionale complessivamente, questo strumento finalmente avrà la luce. Chiaro. Sentiamo la telefonata se riusciamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Chiavi. Prego. Buongiorno. La sentiamo, prego. Sì, pronto, buona giornata al conduttore e anche all'ospite. Grazie. Volevo fare una domanda all'ospite, ma richiedo... Adesso non sentiamo più. Pronto?
Ecco, adesso la sentiamo, prego. Sì, una domanda all'ospite. Intanto buona giornata e buon weekend. Che richiede però una premessa la domanda. Circa 2 anni fa tutti i parlamentari, tutti i ministri, tutti i sottosegretari, tutti i governatori di regione sapevano perfettamente che all'Italia sarebbe stata destinata una ingente somma, circa 190 miliardi scarsi, di cui una parte in prestito e una parte a fondo perduto, che avrebbero dovuto risollevare le sorti nostre del territorio dei cittadini. Sì. La domanda è la seguente: perché quando già 2 anni fa, quando si è saputo che il finanziamento sarebbe arrivato, anche se a strati, in varie fasi, tutte le organizzazioni politiche non si sono date da fare per una modifica immediata, tempestiva del codice dei lavori pubblici, ben sapendo che l'attuale codice dei lavori pubblici su cui si basano le opere in Italia è farraginoso, molto lento, carico di adempimenti burocratici che portano via non solo tempo ma anche molti soldi con revisioni, prezzi e perizie suppletive, eccetera, eccetera. I politici non l'hanno fatto, adesso si incomincia a piangere. Si piange anche sul disastro ambientale, anche perché non mi risulta che nel quadro dei progetti previsti per il PNRR ci sia un forte intervento nella sistemazione idraulico-forestale della nazione italiana e soprattutto sul dissesto idrogeologico. No, sembrerebbe che tutto sia impantanato. Perché 2 anni fa i politici non sono intervenuti? Buon weekend e buon lavoro. Grazie, prego Green. Io condivido che il codice degli appalti ha una struttura che poi comporta un aggravio, secondo me, eccessivo agli uffici tecnici. Penso a quei comuni, e sono tantissimi nel nostro paese, che hanno anche un'oggettiva difficoltà di avere dipendenti in grado di seguire partite così complicate, e quindi è vero che il nostro codice degli appalti avrebbe bisogno di una forte opera di semplificazione. Qualcosa è stato fatto anche recentemente, in realtà quasi ogni anno si è cercato di andare a semplificare, ma senza, e qui do ragione al telespettatore, una visione organica coraggiosa che andasse un attimo a rendere maggiormente fruibile e facilmente utilizzabile il codice degli appalti ai nostri funzionari, soprattutto di livello comunale, perché poi alla fine è il livello che lo applica maggiormente. È stata una grande occasione perduta e spero che le ultime modifiche aiutino comunque le parti tecniche perché qui non è poi una questione politica, perché poi l'applicabilità è una pura questione come dire amministrativa e tecnica, e spero che questo non sia uno dei motivi per cui rischiamo veramente, sarebbe veramente una grande sconfitta per il Paese, di perdere comunque un treno di finanziamenti molto importante. A me risulta che ci sia anche una parte dei finanziamenti del PNRR su dissesto idrogeologico e certamente forse le proporzioni avrebbero dovuto essere diverse, ma qui c'è stato anche fatto un lavoro con le regioni e con i comuni di concerto per la scelta dei progetti e sono proprio i livelli elettivi, cioè li abbiamo scelti noi, quelli che stanno nei comuni e nelle regioni, quindi questo è, ma a me risulta che ci sia comunque anche una parte dei fondi destinata al dissesto idrogeologico. Personalmente, ma qui dico semplicemente il mio punto di vista, io avrei incrementato anche ancora molto di più il comparto infrastrutture, perché penso che uno dei problemi di ritardo maggiori e di mancato sviluppo, mancata attrattività generale del nostro Paese sia il livello assolutamente
indecoroso e indecente, parlo di tutto lo stivale, delle nostre infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie. Io a volte mi lamento dei percorsi e dei rallentamenti che ci capitano a noi pendolari regionali, ma mi raccontano quello che c'è al meridione d'Italia, cioè in realtà non c'è. Ecco, in questo senso Grimm, siccome c'è una notizia proprio sul fronte ferroviario, l'estate di Trenitalia aggiunge una freccia in corsa sui binari fra Trieste e Milano, con l'orario in vigore da lunedì 12 giugno, è possibile partire alle 17:45 dal capoluogo lombardo con arrivo alle 21:27. Per Roma viene confermato l'orario delle 6:42 con arrivo nella capitale alle 12 e ritorno alle 16:30. Insomma, almeno qui molto una bene, buona notizia. Assolutamente. Ritorno quindi su un'altra mia fissazione: alta capacità, alta velocità, cioè faccio anche un appello alla nuova assessora alle infrastrutture della regione Friuli Venezia Giulia, anche perché il presidente Fedriga lo ha messo nel suo discorso di inizio mandato, il rafforzamento delle infrastrutture regionali. Andiamo a portare a casa il progetto alta capacità, che vuol dire andare a ristrutturare la linea tuttora esistente. Ne abbiamo bisogno da vendere, perché bisogna mantenere e rimodernare anche tecnologicamente la linea esistente, e poi portiamo definitivamente a casa anche il progetto dell'alta velocità. Io so che ci sono tanti problemi da un punto di vista della sensibilità ambientale, che si mettano intorno a un tavolo, che venga trovato il punto di incontro rispetto ai punti di vista, ma non è possibile metterci quasi 2 ore per arrivare a Mestre e quindi iniziare, come dire, ad affacciarsi al resto d'Europa. Quindi entrambi i progetti, entrambi i percorsi devono essere portati a casa. Benissimo che intanto ci portiamo anche un'altra freccia per arrivare a Milano, che insomma fa sempre bene andare a buttare l'occhio di che cosa fanno nella parte più produttiva del paese. Certo. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, prego. Sono Mario. Approfittando, allacciandomi a una parte dell'ultima domanda, noi abbiamo le gallerie a Trieste, adesso questa di Piazza Foraggi è ancora chiusa purtroppo. Volevo chiedere se, visto che siete pronti a stuzzicare chi governa adesso la nostra città, potreste fare qualcosa per cercare di capire, magari dopo la riapertura della galleria di Piazza Foraggi, se si può dare una pulita alla galleria di San Vito, perché mi ricordo tantissimi anni fa era stata rivestita con quel bel materiale, proprio per evitare diciamo, il gocciolamento dell'acqua, ma quando ci si transita è veramente una cosa orribile e schifosa vedere tutto quel nero sui muri, sui guardrail, che è anche scura tra l'altro. Non si può fare qualcosa per mantenere le opere che sono state fatte bene, belle, anziché lasciarle andare a remengo? Grazie e un buongiorno a tutti voi in studio. Galleria San Vito, intervento chiesto dopo quello della Galleria di Foraggi, quindi la riapertura che attendiamo. Questa domanda va fatta a qualche assessore della giunta di piazza, però io spero che nella programmazione pluriennale dei lavori pubblici sia stata fatta appunto una valutazione di come dire, lavori di manutenzione, intanto di andare a capire lo stato delle varie altre gallerie e della nostra città, proprio per poi procedere in caso, se del caso, a dei lavori di manutenzione o di ristrutturazione. Quindi io mi associo alla richiesta che fa il telespettatore, perché oltre a essere una questione di decoro è anche una questione di sicurezza, come finalmente io mi associo al partito di quelli che è molto contento che si siano iniziati i lavori di ristrutturazione della galleria di Piazza Foraggi, perché era qualcosa su cui avevamo lavorato anche noi. Purtroppo il momento storico nel 2011-2016 era caratterizzato da delle regole per poter procedere con i lavori pubblici molto stringenti, e quindi non si è riusciti a far partire i lavori già in quel quinquennio, ma io sono stata molto contenta che siano partiti e, come dire, cerco di esercitare anche la pazienza, perché veramente deve venire fuori un lavoro fatto al meglio. Certo, cioè tanto sacrificio, soprattutto per le persone del rione, io spero che porti quindi a un risultato molto buono, perché insomma ce lo meritiamo tutti. Va bene, insomma, quindi adesso poi si attende, insomma, ormai siamo addirittura d'arrivo. Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno Marco. Prego signora. Sono Giorgia.
Oggi so che è il compleanno di Umberto Bosazzi, volevo fargli tanti auguri. Bene, allora giriamo unendoci ovviamente con l'augurio all'augurio a Umberto Bosazzi, che sicuramente apparirà in qualche modo a rispondere conoscendolo. Ecco, auguro a lui una felice giornata e buona vita. Molto bene, grazie alla nostra Marco, amica. arrivederci e buongiorno anche alla consigliera Antonella Green. Benissimo, rinnovando gli auguri al nostro decano di Tele4, che poi saluteremo più appropriatamente fuori dalla trasmissione. So che prima parlavamo di Trieste Estate e degli spettacoli in programma quest'estate, chiudiamo in leggerezza. Non ci sono solo i grandi concerti, ma anche tutta una serie di eventi a San Giusto importanti, che so, Grimm si è appassionato. Mi piace molto, diciamo, aver ulteriormente rafforzato la collaborazione con i nostri teatri cittadini. Era una cosa che avevo nel mio piccolo cominciato a fare, mi ricordo allora con il sovrintendente Orazzi i primi timidi tentativi, e quindi sono molto contenta che si vada avanti su questo percorso, sia con il Teatro Verdi che con il Teatro Rossetti, e ci sono degli spettacoli veramente belli anche nel Castello di Miramare, quindi anche quest'altra collaborazione veramente con la dottoressa Contessa, con il Castello di Miramare, che è uno dei posti più belli della nostra città. Ci sarà il concerto al tramonto, il concerto all'alba, Shakespeare nuovamente nei giardini del castello, quindi devo dire di questo sono particolarmente contenta come cittadina, e quindi cercherò di parteciparvi anch'io, perché insomma una parte buona delle nostre ferie, ogni tanto giornate di ferie le faremo anche noi in città, e quindi sarà veramente un bel modo di poter gustarsi la città. I Carmina Burana poi a luglio al Castello di San Giusto credo che sarà un altro appuntamento veramente imperdibile, e poi per gli appassionati del calcio c'è a fine mese Buffa sui grandi campioni argentini, che secondo me è un altro bel appuntamento. Assolutamente, poi a Miramare ora c'è la possibilità, insomma a breve tra l'altro anche con visita guidata, di visitare oltre al castello le cucine, il castelletto, quindi un'offerta anche che si amplia, molto interessante. Ultima telefonata velocissima, pronto, buongiorno. Eccolo, pronto, buongiorno. Volevo proporre una cosa. Si parlava delle gallerie. Quando era la galleria ancora su di Cattinara, era stata la proposta di fare la galleria tra il gasometro e piazza Foraggi, piazza Perugino, ecco, perdono, via della Tesa. Come mai che è stata scartata? Perché sarebbe specialmente per i pompieri, per l'intervento, mettiamo il centro città, via Rivoltella, indifferente, che farebbero in 3 minuti, in 2 minuti passare oltre. Per tutto quel traffico che doveva passare in mezzo alle due gallerie per passare poi in piazza Goldoni, in Casare, cioè non solamente... Vabbè, lei ne vorrebbe una in più, se ne aveva parlato, io onestamente non saprei rispondere. Ora tecnicamente non conosco il progetto, quindi posso solo rispondere con una battuta. Già c'è praticamente una rivoluzione per la cabinovia, se aggiungiamo ulteriori opere così, e tutte le questioni su Galleria Foraggi, se aggiungere un'ulteriore opera così impattante in città, credo che veramente non so quale sindaco reggerebbe. E per chiudere con un sorriso, c'è una vignetta bellissima di Galleria Piazza Foraggi con dentro gli ovetti della cabinovia. Così, visto che... Grazie Antonella Green di Italia Viva per essere stata con noi. Ci rivediamo alle ore 13 su Tele4, poi c'è il telegiornale questa sera e anche domani ovviamente. Restate con noi.